Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Riccardo Laterza di Adesso Trieste, Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia, il primo consigliere comunale a Trieste e il secondo a San Dorligo della Valle. Quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta al solito numero che vedete in sovraimpressione oppure scrivendoci una mail anche con la vostra segnalazione. Allora andiamo subito a cominciare con le previsioni del tempo, poi avremo la nostra rassegna stampa, oggi occupata in gran parte per quanto riguarda i quotidiani nazionali dal giuramento di Donald Trump negli Stati Uniti come presidente. Allora andiamo a vedere prima le previsioni del tempo. Il sito dell'Osmeralpa regionale, situazione generale: fino alla mattinata di oggi una seccatura atlantica determinerà l'afflusso di correnti umide sud-occidentali. Successivamente il parziale rinforzo dell'anticiclone garantirà temporaneamente l'afflusso di correnti più secche occidentali e tempo più stabile. Quindi vediamo per oggi, martedì 21 gennaio, nella notte fino al primo mattino cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni sparse deboli o moderate, specie a ovest. Quota neve a 1200-1400 metri, dal pomeriggio cielo da variabile a nuvoloso, quindi dovrebbero cessare anche le precipitazioni, così ci dice l'Osmer. Andiamo a vedere domani, mercoledì 22, cielo da nuvoloso a coperto, sulle zone orientali in serata saranno possibili deboli precipitazioni sparse con quota neve a 900-1100 metri. In quota sulle Alpi Giulie dal pomeriggio soffierà vento moderato da sud-ovest. Nella notte non sono escluse foschie o nebbie sulla pianura pordenonese verso il Veneto, e lo vediamo anche nella grafica. Ancora giovedì 23 gennaio, cielo coperto, piogge diffuse nel corso della giornata, deboli a ovest da moderati abbondanti a est. Nevicate inizialmente a partire da 900-1200 metri circa, poi quota neve in rialzo a 1300-1500 metri durante il corso della giornata. Soffierà vento moderato da sud sulla costa orientale. Questi i dati del tempo per quanto riguarda l'ARPA della nostra regione. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi. Andiamo a cominciare con Il Piccolo. Come vi dicevo, in tutti i giornali naturalmente ci sono le foto del giuramento, qui vediamo ciclone Trump, i titoli naturalmente variano a seconda dell'interpretazione di questo evento che ha catalizzato l'attenzione nella giornata di ieri. Donald Trump nel momento del giuramento da presidente a Capitol Hill, dietro la sua spalla il figlio Barron, al suo fianco la First Lady Melania. E il presidente giura: finito il declino degli Stati Uniti, io salvato da Dio, riprenderemo Panama e pianteremo la bandiera su Marte. Vuole l'America in conflitto permanente, l'analisi e poi il commento, quei simboli seminati nella cerimonia. Ancora andiamo a vedere l'economia, sempre sul Piccolo di Trieste. Il CDA dei Generali ha approvato l'aggregazione con Natixis e poi BAT raddoppia la produzione e punta sul farmaceutico. Pattuglie miste in Croazia, l'intesa siglata a Nova Gorizia a margine del trilaterale fra ministri degli interni, l'obiettivo di ripristinare Schengen entro l'anno. Memorandum tra Roma, Lubiana e Zagabria, via i controlli congiunti sui confini esterni dell'Unione Europea. Ancora in vigore fino a fine marzo, primo giorno di zone rosse, da Barriera fino alle Rive. Saranno necessarie settimane per capire se le 3 zone rosse istituite da ieri a Trieste serviranno effettivamente ad arginare l'impennata di criminalità. Poi ancora il doganiere infedele, falso export, condannato a pagare 2 milioni di euro. È successo appunto a un impiegato della dogana di Trieste. Poi ancora l'Italia leggera di Sanremo, le pagelle alle canzoni ascoltate in anteprima. Vediamo ancora la sentenza, autonomia, la consulta dice no al referendum, anche questa è una notizia che troviamo sugli altri quotidiani. Allora andiamo a vedere ancora, sempre Il Piccolo, ma nell'edizione di Gorizia Monfalcone, stessi titoli, ma per quanto riguarda la zona di Gorizia si parla dell'autoporto, la SDAG è pronta per la capitale, ma pesa il rebus superstrada H4, quella in Slovenia.
e poi Terme Wellness a Monfalcone, acqua in piscina a 40 gradi, bando a marzo, spesa di 6 milioni. Il tempo per fantasticare un pomeriggio tra bagno turco, cheslong e tisane c'è, perché il nuovo polo wellness all'Iser sarà inaugurato a ottobre 2026, ci fa sapere il Piccolo. Allora andiamo a vedere gli altri quotidiani che sono in edicola quest'oggi. Cominciamo con il Corriere della Sera. Trump attacca, cambio tutto, la nuova America del presidente. Dio mi ha salvato, inizia l'età dell'oro, ha detto. Partono gli ordini esecutivi, via milioni di migranti illegali. Addio politiche green, sia trivelle e dazi. Andremo su Marte, solo 2 generi, maschio e femmina. Sono alcuni dei passaggi più incisivi e più anche controversi in qualche modo del discorso di Trump. Giura e va all'attacco il presidente Trump, il declino dell'America è finito. Meloni, il segnale e la scommessa, poi figli defilati, l'uomo chiave Jared, un'occasione storica per l'Europa, sono varie riflessioni e commenti al giuramento di Trump. Autonomia alla consulta, invece boccia il referendum e siamo in Italia, non è ammissibile, sia ad altri 5 referendum, dal lavoro alla cittadinanza. Quindi la consulta ha bocciato il referendum sull'autonomia dopo la recente sentenza che ne ha smantellato l'impianto, ammessi i quesiti su cittadinanza, Jobs Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine e responsabilità solidale del committente negli appalti. Ancora l'intervista a Calderoli, sempre sull'autonomia, dice basta panzane, ora si va avanti. La Repubblica, ecco qui anche sempre la stessa foto del giuramento, Trump 2, la vendetta, un titolo scelto anche da altri quotidiani, in realtà era abbastanza suggestivo, insomma, questo ritorno. Dopo 8 anni giura di nuovo come presidente, salvato da Dio, inizia un'altra età dell'oro per l'America e pianteremo la nostra bandiera su Marte. Poi gli annunci sui dazi, le trivelazioni e la fine del Green Deal. Deporterò milioni di migranti, da oggi solo maschio e femmina. Ancora vediamo Edmond Dantes in abito blu, l'imperatore del futuro è tornato, questo è il commento di Gabriele Romagnoli che scomoda il conte di Montecristo. Ancora vediamo autonomia, bocciato il referendum dalla Corte Costituzionale. La Stampa, America, la crociata di Trump, salvato da Dio, esistono solo 2 generi, maschio e femmina, Panama è nostra, stop al Green Deal, deporto i migranti. Anche qui insomma tutti i vari passaggi più forti del discorso di Trump. Durissimo discorso del neopresidente, dice la Stampa. Basta con un paese corrotto e radicale, andremo su Marte. La consulta, referendum no all'autonomia, avanti sul Jobs Act, quindi la Corte non ammette referendum sull'autonomia, una scelta che fa chiarezza e il commento. Il retroscena, Santanchè, l'addio dopo il 29 gennaio. Si prepara appunto, c'è una data che segnerà l'addio al governo di Daniela Santanchè prima di partire per Washington. Giorgia Meloni l'ha consegnata a Giovan Battista Fazzolari e tramite il sottosegretario parlamentare di Fratelli d'Italia. Ancora il personaggio, Meloni e l'abbraccio a Rubio, Musk e Milei. Unicredit Commerce, il governo frena Orsel, generali sì del CDA a Natixis, l'abbiamo già visto sul Piccolo. Il Fatto Quotidiano, anche qui lo stesso titolo, Trump 2 la vendetta, basta Green Deal, un durissimo discorso inaugurale anche contro Biden che dà la grazia a tutti i suoi. Il precedente, Conte e la via cinese, per Meloni nessun incontro bilaterale con Donald, timori per i dazi all'Italia e per Kiev. Assist della consulta Meloni, niente referendum, autonomia, si voterà solo sul Jobs Act, migranti e lavoro, quindi gli altri quesiti sono ammissibili, quello sull'autonomia differenziata no. Poi ancora andiamo a vedere il Giornale, rivoluzione Trump, Dio mi ha salvato per far tornare grande l'America, Green Deal, stop all'obbligo di auto elettriche, no al gender, Messico, truppe al confine, riprendiamo Panama.
il declino è finito, insomma questi vari passaggi. La svolta annunciata, migranti da deportare e abolisce pure lo ius soli. Saluto dopo la messa, la missione di Meloni, dialogo aperto con l'Unione Europea. Addio con schiaffo, grazie a parenti e amici, l'ultima mossa di Biden. La crisi di Gaza, il rilascio dei terroristi, peggio del cessate il fuoco. E ancora la Lega esulta, avanti tutta, autonomia, no al referendum, la consulta gela l'opposizione. Ancora su Libero, la consulta delude il PD, questa è la scelta appunto di Libero di mettere in primo piano la questione autonomia differenziata, sinistra KO dice, bocciato il referendum sulla legge Calderoli, esulta il centrodestra, via libera al quesito per dimezzare i tempi per avere la cittadinanza. Poi ancora la rivoluzione di Trump è già iniziata, basta teorie gender e follie green, via alla corsa per Marte. Il domani vediamo qui la notte dell'America, una lettura completamente diversa. Donald Trump si insedia come 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, nel primo discorso annuncia la deportazione di milioni di migranti illegali, conferma le ambizioni sul canale di Panama e abolisce il Green Deal. I sessi saranno solo 2, dice. Gli Stati Uniti sono cambiati, il tycoon piace sempre di più, è il commento. E poi estremista e senza contrappesi, Trump secondo sarà peggio del primo, è la lettura di Mario Del Pero. Poi il Sole 24 Ore, Trump inizia la nuova età dell'oro, stop al green, più petrolio e gas. No al referendum sull'autonomia, al voto su lavoro e cittadinanza. Anche qui insomma le stesse notizie. Poi ancora un'analisi di Confindustria, energia troppo cara, impatto da 10 miliardi. E poi fisco, le linee guida delle entrate, più confronti e consulenza. Andiamo a vedere ancora allora il piccolo di Trieste. Vediamo che c'è naturalmente in primo piano tutto il discorso riguardo il giuramento di Trump, lo vedremo nuovamente fra poco, ci sono anche le notizie naturalmente nazionali e internazionali. Qui c'è quello che è accaduto ieri a Nova Gorizia, pattuglie a difesa dell'Unione Europea, da febbraio i primi controlli congiunti sulla frontiera esterna della Croazia. Questo è stato l'accordo firmato ieri tra le forze di polizia dei 3 paesi nell'ambito del vertice dei ministri dell'interno di Roma, Lubiana e Zagabria. Ne abbiamo parlato anche noi, il nostro ministro Piantedosi era appunto alla firma di questo protocollo. Agenti italiani, sloveni e croati sul Limes bosniaco. Piantedosi dice così: contrastiamo l'immigrazione illegale e il terrorismo. Forse possiamo rivedere anche il nostro servizio realizzato ieri appunto riguardante proprio questo importante accordo trilaterale. Insieme al ministro Piantedosi c'erano i suoi omologhi sloveno e croato. Non lo vedo ancora pronto, allora vediamo se riusciamo poi a farvelo rivedere e risentire. Dunque ci sono anche i commenti. Lo Perfido, deputato di Fratelli d'Italia, dice una risposta alle istanze del territorio. Serracchiani più dubbiose dice vigileremo. Allora, autonomia, la consulta boccia il referendum, nega la Costituzione, unico quesito respinto, accolti gli altri 5, fra cui Jobs Act e cittadinanza. Esulta Zaia, ora lavoriamo sereni, il PD, il testo respinto scritto dalla CGIL. Andiamo ancora a vedere molto rapidamente le pagine del quotidiano del piccolo di Trieste, le pagine della cronaca triestina. Ecco qui l'inizio delle zone rosse, sono i servizi con cui abbiamo aperto ieri il nostro telegiornale. Controlli, pattuglie violenti allontanati, partite le zone rosse. Iniziata dunque ieri la vigilanza nelle aree teatro di risse, rapine, spaccio e accoltellamenti. Di sera un giovane ha innescato tensioni in piazza Goldoni, inseguito dagli agenti. Attenzionata sin dal mattino l'area del Largo Barriera, luogo dei violenti scontri a bastonate una settimana fa. Qui vediamo anche alcuni dei protagonisti. Allora, rivediamo insieme il nostro servizio, il giro che abbiamo fatto ieri con il nostro Gianluca Paladin nella zona rossa numero 3, diciamo quella più ampia come dimensioni, a teatro spesso appunto di questi episodi di violenze. Vediamo.
Siamo in via Limitanea, una delle direttrici estreme che delimita la nuova zona rossa a Trieste, la numero 3. Si scende appunto percorrendo questa zona rossa fino a sbucare in piazza Perugino. Dobbiamo scendere per via Sette Fontane, ma bisogna tenere conto che siamo dentro un'area compresa anche da via Matteotti, via Manzoni, via Donadoni fino a via Pascoli. Da via delle Sette Fontane sbuchiamo in viale D'Annunzio, una direttrice che ci porta in questo caso a piazza Garibaldi. Entriamo in un'altra area della città famosa per episodi violenti. E da piazza Garibaldi fino a Largo Barriera ecco già un primo controllo della Polizia di Stato, controlli rafforzati naturalmente, come dicevamo prima, proprio per impedire, arginare episodi di violenza. Signori, buongiorno, siete in piena zona rossa con i nuovi controlli, cosa ne pensate di questo sistema nuovo di sicurezza della città? Io credo sia valido, speriamo che funzioni e basta, lo sapremo più avanti. Potrebbe aiutare questo nuovo sistema di sicurezza a... Speriamo che funzioni. Avanti per Largo Barriera raggiungiamo quindi una zona teatro di una recente rissa fra cittadini stranieri che si sono picchiati a colpi di Mattarello. Soprattutto dopo questo ennesimo episodio era stata decisa anche l'istituzione appunto della zona rossa e qui arriviamo al mercato coperto. Dentro il mercato coperto, altra zona dove spesso siamo venuti per chiedere pareri ai cittadini. Signore, buongiorno, lei è in piena zona rossa, le nuove zone rosse di Trieste istituite dal prefetto contro la violenza. Sì. Cosa ne pensa di questo sistema? Beh, questo è un elemento che servirebbe come detrazione a tutto quello che succede, quindi andrebbe bene. Ce ne vorrebbero di più di zone rosse. Anch'io ho subito un danno, anche il mercato coperto ha subito un danno. Sì, niente, adesso che ti devo dire, ci affidiamo a Dio. Ci lasciamo alle spalle il mercato coperto e continuiamo a percorrere via Carducci. Qui in piazza Goldoni la zona rossa riguarda però anche Scala dei Giganti, ovviamente non possiamo percorrerla con l'auto, quindi di fatto via Pellico fino a via del Monte, ma anche via delle Zudecche, Corso Saba, dove siamo ora, fino a via Oriani. E adesso proseguiamo, di fatto tornando in zona Largo Barriera, andando dritti, ritornando in piazza Garibaldi, poi verso piazza Perugino. Da piazza Perugino quindi svoltiamo, prendiamo via del Ghirlandaio, chiudiamo il tour di Tele4 di questa mattina sulla zona rossa numero 3. Siamo ritornati in via Limitanea. È stato considerato un pulsante d'emergenza richiesto anche da donne e giovani in città, come dice il Piccolo. Noi ieri abbiamo sentito anche il questore, c'è anche qui l'intervista insieme ad altri esponenti delle istituzioni, uno strumento per arginare i casi di degrado e violenza, ma il questore ai nostri microfoni ha spiegato proprio le modalità dell'applicazione di questo strumento messo a disposizione dal Ministero dell'Interno. E gli ha fatto eco anche l'assessore comunale alle politiche della sicurezza De Gavardo, che ha spiegato che cosa ha intenzione di fare il comune in aggiunta appunto a questi provvedimenti. Sentiamo. Questo è simile al DASPO, ha gli stessi effetti, però ha una tutela anticipata. Nelle zone rosse previste dall'ordinanza del prefetto Pietro Signoriello non potranno stazionare persone con precedenti penali o segnalate che si rendano responsabili di comportamenti scorretti. Così il questore di Trieste Pietro Stuni illustra il provvedimento scattato oggi, che resterà in vigore in fase sperimentale fino al 31 marzo in 3 aree piuttosto ampie della città. Per fare un DASPO uno ha necessità di fare prima 2 ordini di allontanamento e poi si applica il DASPO. Invece con questa ordinanza, se troviamo persone in atteggiamento molesto, fastidioso o che si comporta in maniera aggressiva nei confronti di altri soggetti e ha precedenti, quindi che significa non solo condanne ma anche segnalazione all'autorità giudiziaria per fatti criminosi quali furti, lesioni personali, tutti i reati contro la persona, reati contro il patrimonio, detenzione di armi, può essere disposto nei loro confronti l'ordine di allontanamento.
Quanto alle sanzioni previste, il questore precisa. C'è una sanzione che prevede l'arresto da 1 a 3 mesi. Naturalmente questo che cosa comporta da parte nostra? Che se ci sono queste violazioni io ho uno strumento in più per adottare un'ulteriore misura di prevenzione che è l'avviso orale. Dall'assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gavardo arriva la conferma che il sindaco sta valutando l'adozione di provvedimenti in alcune aree delle zone rosse per limitare l'orario di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e l'orario di apertura di esercizi del settore alimentare. Stiamo valutando anche ovviamente in collaborazione con questura e prefettura ricreare quelle ordinanze antidegrado che vengono appunto decise dal sindaco nelle zone che confluiscono nelle zone rosse. Stiamo facendo una valutazione in questo senso, una valutazione che troverà una sua decisione finale questa settimana. E ora ci colleghiamo proprio con la sala operativa della Polizia Locale per capire qual è la situazione di oggi del traffico e non solo della viabilità insomma in città. Abbiamo al telefono l'ispettore Lionello Schillani, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottoressa Bucarelli, a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora com'è la situazione? Ci sono segnalazioni da fare per la giornata di oggi? Allora, per quanto riguarda la situazione attuale, naturalmente il traffico è scarso, vista l'ora andrà via via aumentando e purtroppo visto il tempo avverso, la pioggia in atto, prevediamo un traffico, non dico intenso ma comunque sostenuto. Di solito quando c'è la pioggia in atto di solito si ha un aumento di veicoli che circolano sulla rete viaria, quindi un traffico un più intenso del solito. Ma non speriamo di non avere dei picchi, ecco. Questo per quanto riguarda il traffico. Attualmente non abbiamo interventi in atto, la notte è trascorsa con interventi di routine non degni della cronaca. Per quanto riguarda invece i lavori, devo segnalare in città abbiamo sempre le ordinanze per quanto riguardano i divieti temporanei, ditte che devono lavorare sulla strada. Adesso vediamo se col tempo effettueranno questi lavori. Comunque ricordo brevemente le vie interessate che sono le vie d'Annunzio, strada di Cattinara, via delle Docce, via La Marmora, via dello Scoglio, quindi fare alcune delle più principali, fare attenzione ai divieti temporanei posti in queste zone. Inoltre ho dei lavori di potatura sempre con il beneficio ambientale, ho visto il tempo in via del Cacciatore 2, quindi fare attenzione sia ai divieti che al cantiere Cestello Mobile della ditta che opera per questi lavori. Poi spaziando sull'altipiano ho due note che riguarda località Padriciano, siamo nella cosiddetta strada per i campi di golf, qui ho dei lavori, quindi fare attenzione, i divieti sono marginali, però probabilmente avremo un senso unico alternato, un restringimento di careggiata. Inoltre anche ho una nota per una chiusura, siamo in località Basovizza 191, chiusura di un tratto di strada sempre per lavori conto a Cegas. Inoltre ricordo sempre i lavori in GVT, un cantiere che interessa la sopraelevata, siamo uscita da Svincolo Valmaura a Svincolo Frigessi, ambo i sensi di marcia, viene chiusa la corsia di sorpasso a seconda delle esigenze del cantiere, quindi un restringimento di careggiata. Altre cose al momento non ci sono, manifestazioni previste per la data odierna non ho in nota, quindi se non ci sono domande restituirei la linea. Grazie, buona giornata e buon lavoro a lei e ai suoi colleghi. Grazie all'ispettore capo Lionello Schillani. Sì, grazie anche a lei e a tutti i telespettatori, una buona giornata. Buona giornata, allora andiamo avanti con le notizie della cronaca e c'è la terribile notizia dell'incidente, ne abbiamo già parlato anche nei telegiornali scorsi, in coma farmacologico dopo l'infortunio, il calciatore della Triestina Under 17 in terapia intensiva, il 17enne vittima di uno scontro di gioco allo Zaccaria di Muggia ha riportato trauma cranico e frattura alla mandibola, il ragazzo non risulta per fortuna in gravi condizioni ma è stato sedato a scopo precauzionale. Si tratta di Andrea Minen, lo vediamo qui impegnato a giocare appunto la partita. Allora andiamo ancora avanti, falso export di alcolici in dogana, impiegato deve pagare 2 milioni, utilizzava il computer di un ignaro collega che venne prima arrestato e poi risarcito con 160.000 euro. La sentenza della Corte dei Conti per i fatti accaduti nel 2017-2018. Ieri abbiamo realizzato anche un servizio raccontandovi questa storia, questa multa record di oltre 2 milioni di euro. Allora risentiamolo insieme.
Diceva atti falsi utilizzando computer e credenziali di un collega che per questo era stato arrestato e ha scontato un periodo di carcerazione preventiva, testimoniando l'esportazione di prodotti in paesi extraeuropei per la quale non sono previsti diritti di accisa né IVA. Esportazione prodotti però inesistenti. Per questo un impiegato dell'ufficio dogane di Trieste è stato condannato dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia al pagamento record di 2.100.000 euro in favore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, come danno per le mancate entrate tributarie. L'impiegato, un 63enne di Reggio Calabria residente a Trieste, è stato intanto licenziato senza preavviso e ha già dovuto pagare 160.000 euro a titolo di risarcimento al collega che era stato ingiustamente incolpato. È stato inoltre condannato in primo grado dal Tribunale di Trieste per il reato di accesso abusivo a sistema informatico. È stato invece assolto dal reato di calunnia. Tra il novembre 2017 e aprile 2018, quando lavorava al servizio transiti del punto Franco Nuovo di Trieste, aveva emesso atti cosiddetti visti uscire, testimoniando che alcune merci erano state esportate. Si tratta di diversi prodotti alcolici cui si riferiscono 11 bollette d'esportazione emesse dall'Ufficio delle Dogane di Bologna e altre 4 emesse in Lituania e Spagna sulla base di altrettanti visti uscire, risultati appunto falsi e redatti dall'uomo. Questi, come testimoniato da un video di telecamere installate nell'ufficio, quando il collega si assentava sedeva al suo posto e compilava gli atti falsi. Il collega è stato poi completamente scagionato. Toccherà alla magistratura penale stabilire se l'impiegato agisse di propria iniziativa oppure fosse d'accordo con altre persone per facilitare l'evasione fiscale. Allora, torniamo ancora sul piccolo per vedere che ieri c'è stato anche il Consiglio Comunale, ieri pomeriggio. I consiglieri tornano in aula a colpi di coda al bilancio 2025. Diamo un'occhiata a questo articolo. I lavori riprendono tra istanze saltate, stoccate e ordini del giorno alla finanziaria. L'opposizione ottiene risorse per verde pubblico, zone 30 e progetti per giovani. Delibere tecniche, question time rimandato a un accordo sugli ordini del giorno che permette alle opposizioni di portare a casa una decina di istanze accolte dalla Giunta, e quindi ne parleremo poi più tardi anche con il nostro ospite che sarà proprio il capogruppo di Adesso Trieste, quindi di un partito dell'opposizione in Consiglio Comunale, Riccardo Laterza. L'anno nuovo del Consiglio Comunale parte a rilento, in Calepino ci sono solo delibere di carattere tecnico, alienazioni, aggiornamenti e tutte con parere favorevole, vanno subito al voto e sono licenziate dall'Aula in pochi minuti. L'ora dedicata a question time viene invece saltata a pie pari. Tra assessori in ferie, assenti giustificati o presi da altri impegni istituzionali, all'inizio della seduta manca tutta la Giunta meno Giorgio Rossi. Gli altri assessori arriveranno per la parte di deliberazione. Le domande d'attualità dell'opposizione vanno dunque rinviate. Rimandata la richiesta di chiarimenti presentata da Riccardo Laterza e rivolta a 2 assessori, Elisa Lodi e Maurizio De Blasio, in merito al trasferimento degli alunni della scuola media Stupari Cimmolo IV in vista dei lavori di ristrutturazione nella sede principale. Si chiede in particolare se nell'individuare tale soluzione sia stata presa in considerazione anche l'alternativa del trasferimento all'ex caserma di Via Rossetti a meno di 1 chilometro dalla Stuparic, recentemente passata all'EDR. Lavori sospesi, rinviati di un'ora, tornati in aula dopo le delibere, con parere favorevole il dibattito riprende da dove si era interrotto con l'ultima seduta del 2024. Andremo a vedere anche questo, c'è stata anche la polemica botta e risposta sull'accoglienza dei migranti, le polemiche non sono mancate, a dividere l'aula è stato ancora una volta il tema dell'accoglienza, tornato all'attenzione con l'ordine del giorno presentato da Giorgia Kakovic, sempre di Adesso Trieste, per chiedere alla Giunta più supporto al centro diurno di Via Udine. Netta e dai toni accesi la posizione del consigliere antisistema Ugo Rossi, Insieme Liberi. Parla di business dell'immigrazione e dice che bisogna adottare politiche drastiche per rimandare i migranti a casa loro. Durissima la replica del centro-sinistra, con accorata arringa di Alberto Pasino di Punto Franco e Kevin Nicolini di Adesso Trieste, che invitano l'Aula ad appellarsi al buonsenso e umanità. L'istanza è respinta dalla maggioranza. La giornata della memoria, da Palatucci alla Risiera, la tragedia della Shoah, la posa di una corona d'alloro alla lapide che ricorda la prigionia di Giovanni Palatucci nelle carceri del Coroneo, darà inizio alle cerimonie per l'80° anniversario dell'abbattimento dei cancelli del lager di Auschwitz, celebrato lunedì
lunedì prossimo, giornata della memoria, alla Risiera di San Sabba. In occasione del 27 gennaio l'ingresso al monumento nazionale sarà libero senza prenotazione fino a un massimo di 2.200 persone che potranno accedere dal corridoio monumentale a partire dalle 10:30. L'inizio della cerimonia sarà alle 11 alla presenza delle autorità civili, militari e religiose delle diverse confessioni cittadine. Il raccoglimento all'interno del cortile del campo dove morirono migliaia di prigionieri politici e che servì da punto di smistamento dei cittadini di religione ebraica sarà il momento culminante del calendario di commemorazioni e iniziative culturali proposte fino al 27 gennaio da Comune, Museo della Comunità Ebraica o altre associazioni per ricordare le vittime dell'orrore della Shoah. Il movimento del centrodestra Civica Idea Giuliana lancia gli appuntamenti di formazione politica. Sono iniziati gli incontri appunto della Civica Idea Giuliana. Primo appuntamento è stato incentrato sul tema del funzionamento della macchina comunale. Protagonisti della serata i consiglieri comunali Roberto Cason e Mirko Martini. Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria. Ci rivediamo subito dopo ancora con la rassegna stampa. Fra poco. Bentornati in diretta ancora con la nostra rassegna stampa. Torniamo sul tema del giorno che occupa tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Qui siamo sul Corriere della Sera e il giuramento di Trump, è l'età dell'oro. Con Trump torna l'America First, nello spazio perseguiremo il nostro destino, manifesto tra le stelle, lanciando astronauti americani per piantare la bandiera a stelle e strisce sul pianeta Marte, uno dei passaggi del suo discorso. Solo 2 generi, d'ora in poi la politica ufficiale del governo sarà che negli Stati Uniti esistono soltanto 2 generi, maschio e femmina. Qui vediamo anche gli ex presidenti Bill Clinton e Bush Jr. Andiamo ancora avanti, show nell'arena, il saluto romano di Musk diventa un caso, festa al chiuso, fuori poche proteste. La frase di Stroppa, quel gesto che alcuni hanno scambiato per un saluto nazista, è semplicemente Elon che è autistico, che esprime i suoi sentimenti. Leader è il numero 2, mia moglie Melania e il mio vice J.D. Vance mi hanno suggerito di moderare il discorso per renderlo più unitario, ha detto Trump. L'ex vice Pence, questo è un giorno in cui ogni americano deve celebrare la democrazia e il trasferimento pacifico del potere. Nel discorso nella rotonda si descrive come il redentore di un paese in declino, sono stato salvato da Dio per renderlo di nuovo grande. Tornando sul piccolo, ancora sempre Trump giura da presidente degli Stati Uniti, comincia una nuova età dell'oro, il discorso a Capitol Hill tra applausi e ovazioni, deporteremo milioni di migranti e pianteremo la bandiera su Marte. C'è anche la nota di colore, il look di Melania, un grande cappello le cela lo sguardo. Il popolo MAGA, Make America Great Again, a Washington, il nostro paese cambierà. I fan sfidano il grande freddo. Qui vediamo ancora Donald Trump, dazi e fine del Green Deal, la raffica di provvedimenti. Il tycoon punta a rilanciare le trivellazioni e a intervenire sulle importazioni. Stretta sull'immigrazione con truppe al confine meridionale, stop allo ius soli. Tra i primi decreti firmati quello sul riconoscimento di soli 2 sessi, avviate le procedure per cambiare il nome al Golfo del Messico. Meloni è l'unica leader europea presente, l'Italia è il ponte tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, dice, prima la messa nella chiesa di St. John, poi il posto in platea vicino a Milei. Il ruolo della nostra nazione torna centrale, qui vediamo l'ex deputata Kat Cammack e la premier italiana Giorgia Meloni nella rotonda del Campidoglio mentre si fanno un selfie. Xi Jinping manda il vice, TikTok il banco di prova, le 2 superpotenze. Putin si congratula sulla guerra in Ucraina, siamo aperti al dialogo, dice, e le relazioni transatlantiche, Bruxelles in allarme, l'Europa ora rischia di essere schiacciata.
Vediamo ancora altri commenti. Vuole l'America in conflitto perenne, quei simboli seminati nella cerimonia, le varie analisi di questo giuramento. Un'altra vicenda, torniamo invece in Medio Oriente, speranza, la gioia di Emily in libertà, sono tornata alla vita, il post della giovane israeliana rilasciata insieme ad altre 2 connazionali a Gaza la prima notte senza bombe. Hamas promette la striscia risorgerà. La missione Tajani vola in Terra Santa e il momento è cruciale, dice il ministro degli esteri. Vediamo l'attivista per i diritti umani Jarar tra i detenuti palestinesi scarcerati, i festeggiamenti della folla nella notte per questo scambio di prigionieri. Alto livello d'allerta, nuovi rinforzi osservatori invece per le elezioni in Kosovo, oltre 200 soldati italiani in aggiunta alla missione NATO. Eulex invia altri poliziotti, Curti in testa nei sondaggi, il suo partito otterrebbe la maggioranza assoluta. Insomma, c'è tensione in vista delle elezioni proprio in Kosovo. Pattuglia a difesa dell'Unione Europea, l'abbiamo visto prima, da febbraio i primi controlli congiunti sulla frontiera esterna della Croazia. È stato firmato questo accordo tra le forze di polizia nell'ambito del vertice dei ministri dell'interno italiano, sloveno e croato. Agenti italiani, sloveni e croati sul limes bosniaco. Piantedosi dice così: contrastiamo l'immigrazione illegale e il terrorismo. Rivediamo insieme allora risentiamo quello che ha detto ieri il ministro Piantedosi su questo accordo. La misura del ripristino dei controlli ai confini tra Italia e Slovenia è stata adottata formalmente fino al 18 giugno e la nostra grande scommessa finora vinta è e resta, anche in vista dell'8 febbraio, di non incidere sulla libera circolazione. Lo ha detto oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Nova Gorica, al trilaterale Italia, Slovenia e Croazia. Oggi è stato sottoscritto un memorandum tra le forze di polizia dei 3 paesi che introduce pattugliamenti misti lungo il confine esterno della Croazia per il contrasto al traffico irregolare dei migranti e per la prevenzione antiterrorismo. In vista dell'appuntamento di Nova Gorica, Gorizia, capitale europea della cultura 2025 e dell'inaugurazione prevista il prossimo 8 febbraio, Piantedosi ha affermato durante la conferenza congiunta che pur permanendo la formale previsione della misura dei controlli faremo in modo che non ci sia alcuna incidenza, soprattutto in relazione alla celebrazione dell'evento. In generale ha poi aggiunto a margine: se i nostri obiettivi saranno confermati e se le condizioni lo consentiranno, immaginiamo che entro l'anno, che è un anno simbolico, quello della celebrazione del 40° anniversario del Trattato di Schengen, mese prima, mese dopo, ripristineremo anche formalmente la libera circolazione. E qui vediamo proprio libera circolazione tra Gorizia e Nova Gorica per l'avvio di Go 2025, riapertura dalla valenza simbolica in vista proprio degli eventi al via l'8 febbraio. Lo slogan condiviso dei 3 esponenti governativi: insieme siamo più forti. Questo è l'annuncio che è stato fatto ieri. Poklukar rassicura: non complicheremo la vita ai cittadini e iniziative culturali. Bojinovic: il nostro obiettivo è un futuro senza confini. Sono i ministri appunto di Slovenia e Croazia. Autonomia: la consulta boccia il referendum, nega la Costituzione. Unico quesito respinto, accolti invece gli altri 5, fra cui Jobs Act e cittadinanza. Esulta Zaia: ora lavoriamo sereni. Il PD: il testo respinto è stato scritto dalla CGIL. Non ci sarà alcun referendum abrogativo sull'autonomia differenziata. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito profilando il rischio di una collisione con l'articolo 116 della Costituzione, che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale, specifica la consulta. La politica si scatena con le reazioni e ogni fazione dà una lettura più o meno opportunistica di questa nuova pronuncia. Si profilava il rischio di una collisione appunto con l'articolo 116, comma terzo. L'esperto dice avrebbe portato a un anomalo plebiscito su una norma della Carta
Ancora vediamo Mattarella, la visita sorpresa in una scuola di Palermo, a piccoli passi, ma ora la legge Calderoli ripartirà. Ha intervistato proprio il ministro per le regioni Roberto Calderoli con il tuo testo di legge. I prossimi passaggi: una norma sui livelli essenziali, eventuali intese sulle materie non LEP. Contenta anche Meloni, evita una consultazione che sarebbe stata anche sul governo. Su Visibilia, celando le perdite generato un danno più grave, dice il giudice di Milano sul caso Santanchè. Ancora andiamo avanti, parliamo della regione, della sanità regionale. I sindacati alla regione, confronto sulla sanità e piano per il personale. Vertice a Palmanova con le parti sociali, proposto un protocollo per le relazioni. Riccardi, logiche mutate, l'ospedale non può essere il baricentro della salute, dice l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Vediamo ancora, qui c'è una straziante intervista ai genitori del bimbo morto in Egitto, protocolli perché non accada più. La mamma e il papà di Mattia Cossettini, non sappiamo se il prolungarsi dei tempi abbia influito, ma serve intervenire. Qui vediamo Mattia Cossettini, appunto il bambino di 9 anni morto in Egitto. Qui invece ci sono i suoi genitori. Ancora un'aggressione al personale sanitario, è successo a Taranto, paziente aggredisce 3 infermiere in ospedale. Andiamo ancora avanti nelle pagine di Gorizia, eccola qui, i parcheggi della SDAG, l'autoporto di Gorizia, per Go 2025, ma l'incognita dell'autostrada H4 pesa sul futuro. Ennesimo bilancio caratterizzato dai segni più, Grendene, in elaborazione un piano d'emergenza, dice l'amministratore unico della società. Autoporto e Raggi X per la visita del console Schuch. L'obiettivo era di descrivere alle autorità d'oltreconfine il rilievo della realtà logistica. Ziberna, non si getti al vento la PIL della nostra area. Migranti costretti a dormire a terra, la Caritas pronti a dare una mano. In Corso Italia bivacchi agli ingressi dei 2 ex sportelli bancari. Nucera, noi faremo la nostra parte. Vediamo uno dei bivacchi apparsi ieri mattina in pieno Corso Italia in centro a Gorizia. Qui vediamo Casa San Francesco nel comprensorio gestito dai frati Cappuccini. Andiamo ancora avanti nelle pagine invece di Monfalcone, si parla delle terme wellness da ottobre 2026 per allargare l'economia blu, investimento da 6,5 milioni, giorni decisivi intanto per la riapertura dell'impianto riabilitativo. Qui vediamo i rendering forniti ieri dal Comune che prefigurano gli interni e gli esterni del secondo polo termale dedicato al wellness. In alto vediamo la grande piscina con idromassaggio e sotto la reception, l'area delle chaiselong e l'immobile visto da fuori. Questa è la realizzazione che si prepara, il progetto che si prepara per la città di Monfalcone, dove ieri c'è stato un episodio di cronaca, un operaio accoltellato da un collega a Panzano nel stabilimento Fincantieri, 28enne bengalese ferito in modo non grave fortunatamente da un connazionale di 24 anni, poi arrestato dalla Polizia di Stato. L'episodio è successo al mattino a bordo della Star Princess. Accoltellamento a bordo sul ponte 4 della Star Princess, è accaduto ieri alle 8:20 nel bacino di Panzano. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Accoltellato da un collega mentre lavoravano a bordo della Star Princess, nave in costruzione nel bacino di Panzano. La vittima è un operaio bengalese. Il presunto aggressore, un connazionale dipendente di una ditta dell'appalto, così come la persona aggredita, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Le ferite della vittima, fortunatamente, non sono gravi. L'episodio è avvenuto questa mattina. Il giovane operaio, al culmine di una lite, è stato raggiunto alle braccia e alle gambe da diversi fendenti. L'uomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno prima visitato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Polo di Monfalcone. Il collega operaio che ha impugnato la lama è stato prima bloccato dal servizio di sicurezza mentre tentava di uscire dal cantiere, poi preso in consegna dagli agenti di polizia. Le indagini sono in corso.
Torniamo sull'edizione di Trieste del Piccolo e vediamo che la libreria Saba rinasce e riapre il 28 gennaio, rispetto delle tradizioni e novità in arrivo. Il via ufficiale dell'attività con la gestione affidata a Massimo Battista, a un anno esatto dalla morte dello storico gestore Mario Cerne. Sugli scaffali 28.000 libri, di cui 820 sono vincolati. Questi gli spazi della libreria Saba. A Sant'Anna rinnovata la convenzione per il trasporto nel cimitero. La giunta comunale, su proposta dell'assessore alle politiche dei servizi generali Sandra Savino, ha approvato il rinnovo per il 2025 della convenzione con Trieste Trasporti per la gestione del servizio di trasporto di persone con difficoltà deambulatorie o diversamente abili all'interno del cimitero comunale di Sant'Anna. Sono soddisfatta per il rinnovo di questa convenzione, ha dichiarato Savino, che ci consente di continuare ad assicurare questo servizio e permettere alle persone con difficoltà deambulatorie di muoversi all'interno del cimitero per far visita ai propri cari. Il servizio è stato apprezzato e ci siamo adoperati per portarlo avanti. Sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi. Tra il 25 ottobre e il 5 novembre compresi, in occasione della ricorrenza dei defunti, sarà esteso anche al mattino delle domeniche e dei giorni festivi e al pomeriggio delle medesime giornate dalle 14 alle 16. Rimaniamo nel cimitero, tra le tombe a Sant'Anna che rischiavano l'oblio, restaurate dagli studenti. Sono 3 appunto le tombe a Sant'Anna che sono state ristrutturate e restaurate dagli studenti di Edilmaster. Rivediamo insieme il servizio. Nel maggio del 2024 una dozzina di studenti dell'Edilmaster si sono calati nella pratica del restauro di 3 lapidi monumentali in concessione al comune all'interno del cimitero di Sant'Anna. Tanto la tomba dedicata ai caduti rastrellatori di bombe e mine, quanto quella di Carlo Sbisà, pittore scultore, e Adolfo Leghissa, interprete dell'anima triestina, sono state ripulite e riportate a un miglior decoro, merito del progetto finanziato dalla Regione, che ha coinvolto i ragazzi dell'Edilmaster, che affrontando caldo e zanzare si sono impegnati tanto alla conservazione delle lapidi, pulendole con particolari tecniche e materiali, quanto prima ancora alla creazione vera e propria dell'area di cantiere con tutti gli accorgimenti del caso. È stato fatto un lavoro innanzitutto conservativo, quindi è stata fatta prima presa l'area, quindi transennata, controllato che non ci siano pericoli attorno, quindi è stato fatto un grosso lavoro di pulizia con degli impacchi specifici, con dei materiali specifici. Credo che sia molto importante che i ragazzi escano dalla scuola, dai nostri laboratori e possano, attraverso la loro capacità, creatività, intelligenza, portare qualcosa alla comunità. Un progetto che trova il favore del comune, oggi rappresentato dal capogruppo di Forza Italia Alberto Polacco, su programmazione dell'assessore ai servizi generali Sandra Savino. Entrambi intenzionati a valorizzare anche con future nuove iniziative l'impegno dei giovani per una loro crescita all'interno del settore. Un bellissimo progetto che ha coinvolto i ragazzi della scuola edile di Trieste con la sovrintendenza, il comune e Acegas APS. Mettere in gioco già gli studenti sulla possibilità di apprendere in concreto quelle che sono le tecniche di restauro e quindi di fare già un percorso paraprofessionale per poi mettere a frutto queste conoscenze con un'opportunità che viene data soprattutto anche dagli enti pubblici. Mi pare che sia una strada virtuosa che dovremmo seguire anche in altre direzioni per quanto riguarda anche altre professioni, sempre nell'attenzione dei giovani. Allora andiamo ancora alle pagine del giornale, torniamo sulla questione della zona rossa ma anche del lavoro degli agenti di polizia. Ieri c'è stato il congresso del SAP, il sindacato autonomo di polizia, che abbiamo seguito anche noi. Qui vediamo sul piccolo, servono 150 agenti, rinforzi necessari anche alla frontiera, l'appello del sindacato autonomo. Qui vediamo anche il segretario uscente provinciale e candidato a essere segretario regionale del SAP Lorenzo Tamaro, che abbiamo intervistato ieri insieme anche all'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Rivediamo insieme il servizio. Il SAP, che è un grande sindacato, si occupa di tutti quelli che sono i problemi degli operatori di polizia. Oggi ci troviamo ad affrontare molte problematiche per quanto riguarda la criminalità, molte sono riconducibili a un'immigrazione importante, soprattutto clandestina, soprattutto derivante dalla rotta balcanica,
queste situazioni mettono in difficoltà degli organici che sono veramente ridotti all'osso. Il 10° congresso del SAP, il sindacato autonomo di polizia, ha affrontato il tema della figura e del ruolo del poliziotto moderno, ma anche delle condizioni di lavoro degli agenti in una città profondamente cambiata come Trieste. Tra le autorità presenti il presidente della regione Fedriga e l'assessore alla sicurezza Arberti, che ha commentato la relazione del segretario uscente Lorenzo Tamaro, candidato a ricoprire il ruolo di segretario regionale. Un momento per fare una riflessione complessiva sul tema della sicurezza. Abbiamo ascoltato una lunga relazione da parte del segretario uscente del SAP Lorenzo Tamaro, che ha descritto come è cambiata la società e anche il corpo di polizia dello Stato negli ultimi anni, con delle richieste sempre più importanti da parte dei cittadini che pretendono un livello di sicurezza alta sul proprio territorio. Il congresso ha rinnovato le cariche del SAP, nuovo segretario provinciale Simon Carfi. In videoconferenza l'intervento del sottosegretario Molteni. Prima dei lavori del congresso il sindacato ha promosso un incontro dedicato al tema, poco trattato, della salute mentale nel lavoro quotidiano degli operatori di polizia. Abbiamo voluto utilizzare questa giornata proprio per cercare di parlare di un argomento che non si parla mai, quello della salute mentale e l'intervento che spesso gli agenti degli operatori di polizia si trovano a dover appunto intervenire con persone che hanno dei problemi di salute mentale. Allora, queste appunto le parole del segretario provinciale uscente, appunto c'è stato il rinnovo delle cariche. Torniamo sul piccolo, il piccolo di Trieste, per vedere anche le pagine relative ai comuni vicini della provincia, dell'ex provincia di Trieste. Allora, parcheggio selvaggio a Prosecco, la mia chiesa è irraggiungibile, in realtà siamo ancora appunto a Trieste, la protesta di Don Spee, vanno in trattoria bloccando la strada nei giorni festivi, si lamenta il sacerdote. Inutili controlli della polizia locale lungo la stradina, il parroco resta imbottigliato, l'edificio in centro dedicato a San Martino Vescovo. Qui vediamo appunto la zona e il protagonista di questa legittima lamentela. I bed and breakfast in Carso dilagano, serve un limite, lo storico edificio di Prosecco, sede della circoscrizione, licenze turistiche, affitti brevi, l'antipiano ovest viene analizzato in questo articolo del piccolo. Ci spostiamo a Muggia, il bollino digitale per la sosta ora si paga anche in contanti. Si avvicina quindi la scadenza del bollino blu per la sosta a Muggia, nella versione cartacea dal 1° febbraio non sarà più valido, viene sostituito dal nuovo bollino dematerializzato che però stenta a decollare. Ecco che nell'ultima settimana di gennaio l'ufficio accoglierà tutti i cittadini senza distinzioni di lettere e cognomi. Anche dopo il 31 gennaio sarà possibile sottoscrivere il permesso anche se gli orari dell'ufficio saranno modificati, ma c'è un'ulteriore novità cartacea. Il Comune, per agevolare parte della cittadinanza ad accedere al nuovo bollino, che ricordiamo a differenza di quello precedente ha una durata pari a 1 anno e un costo che varia in base alla residenza del richiedente, se in centro storico o meno, ha comunicato che per quanto concerne il pagamento del permesso di sosta dematerializzato, a partire da ieri, oltre alle modalità di pagamento già in essere, si aggiunge la possibilità del pagamento in contanti dell'importo dovuto allo sportello della Banca Intesa San Paolo di via Roma 38, che è la tesoreria comunale. Allora andiamo ancora avanti, sempre a leggere il piccolo di Trieste. Qui vediamo la pagina delle culture, l'Italia leggera di Sanremo verso il festival, le pagelle, abbiamo ascoltato in anteprima, scrive Laura Berlinghieri sul piccolo, i 30 pezzi in gara nell'edizione numero 75, poche canzoni impegnate, tanto urban pop, poco rock, ecco i nostri voti. Si canta l'amore come sempre, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, difende la scelta dei cantanti, non c'è censura, il macromondo lo affronteremo con interventi esterni, spero che le radio passino le canzoni. I teatri nazionali in conclave per una politica comune, l'incontro, poi vediamo ancora
sempre appunto i vari protagonisti del prossimo Sanremo. C'è anche il Trieste Film Festival, Invasione barbarica, 10 anni di riprese sulla guerra ucraina di Sergei Loznitsa. Arriva fuori concorso il film sulla lunga resistenza di Kiev, che riprende le tematiche del precedente Maidan del 2014. Ieri noi siamo andati anche all'evento internazionale di incontro tra Est e Ovest del cinema italiano, che si svolge ogni anno a Trieste, per intervistare il neopresidente della Italian Film Commissions, l'associazione che raccoglie tutte le varie film commission appunto d'Italia. Allora risentiamo che cosa ci ha detto. Jacopo Chessa è il nuovo presidente della Italian Film Commission, è anche il direttore naturalmente della Film Commission del Veneto e si trova qui oggi a Trieste per questo evento internazionale. Intanto le chiedo il ruolo, qual è l'importanza del ruolo delle Film Commission in Italia per promuovere il cinema italiano, ma anche i singoli territori. Sì, le Film Commission sono nate circa 25 anni fa, tra l'altro quella del Friuli è una delle più antiche, e quindi sono degli strumenti che le regioni utilizzano per promuovere le location, attrarre investimenti e produzioni sul territorio, ma sono anche una sorta di coordinamento della filiera audiovisiva locale. Italian Film Commissions invece è l'associazione che le raduna e quindi è un luogo di coordinamento delle attività nazionali e internazionali delle Film Commissions. Che lavoro l'aspetta? Ci aspetta un lavoro di costruzione di partnership con il Ministero, con le associazioni di categoria, sia appunto sul piano nazionale sia su quello internazionale, per cui come dire, coordiniamoci tutti, lavoriamo tutti insieme mantenendo le nostre specificità. L'evento di oggi è un evento ormai consolidato qui a Trieste. Trieste è la città ideale, il luogo ideale davvero dove svolgere questo tipo di lavori. Beh, allora Winnis Meets West, che è il mercato internazionale dell'audiovisivo che si svolge a Trieste ogni anno, è un posto dove vengo sempre perché in effetti si incontrano partner internazionali, produzioni e progetti di grandissima qualità, quindi è un luogo assolutamente interessantissimo da questo punto di vista, e ci incontriamo anche noi italiani, per cui è un po' l'inizio dell'anno solare, sempre con Trieste, più o meno nelle stesse date, per cui è una tradizione che funziona e consolidata anche con la nuova presidenza di Alessandro Groppler, per cui che ha ricevuto il testimone da Paolo Vidali, insomma comunque sempre in una linea di qualità molto molto alta. E sempre in ambito cinematografico, il regista nostrano Matteo Oleotto torna alla regia con il film Ultimo Schiaffo, al via le riprese della nuova black comedy con protagonista Giuseppe Battistone. Le scene del lungometraggio saranno incentrate sulle zone di montagna del Friuli Venezia Giulia. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra pochissimo con il primo ospite sarà Riccardo Laterza di Adesso Trieste. Bentornati in diretta, diamo subito il buongiorno a Riccardo Laterza, capogruppo in Consiglio Comunale di Adesso Trieste. Buongiorno, buongiorno, ben arrivato. Grazie per l'invito. Grazie di essere qui. Ieri avete avuto la ripresa del Consiglio Comunale, non avete fatto molto tardi, no? Quindi, no, è stato un inizio soft, forse un po' troppo soft. Un po' troppo soft, abbiamo letto sul giornale forse. C'erano diverse assenze, anzi direi la giunta comunale era praticamente totalmente assente nella fase delle domande d'attualità, che è quella nella quale i consiglieri possono appunto rivolgere delle domande alla giunta su questioni rilevanti per, insomma, a livello di cronaca cittadina o di decisioni da parte della giunta stessa. Adesso insomma c'erano alcune domande che avrei avuto piacere di fare in quella sede, magari le rifaccio qua e sono un po' più fortunato sulla possibilità di ottenere delle risposte. Dopodiché appunto abbiamo affrontato l'ultima coda della discussione sul bilancio preventivo, sulla quale faccio un piccolissimo passo indietro. Appunto l'anno scorso si è chiuso con un'approvazione di bilancio che ha visto per la prima volta applicare delle regole dal nostro punto di vista profondamente sbagliate, perché hanno limitato fortemente la discussione su quello che è il documento comunque più importante che il Consiglio deve approvare ogni anno,
ed eravamo partiti con l'intenzione da parte della maggioranza sostanzialmente di non accettare nessuna delle proposte formulate da parte dell'opposizione. Erano come al solito tante, perché per noi tanti ovviamente sono i temi dei quali bisognerebbe occuparsi e che la Giunta di Piazza non sta affrontando in modo adeguato. Nonostante appunto complessivamente il bilancio purtroppo non sia cambiato granché, abbiamo comunque ottenuto qualche piccolo risultato che ci tengo a sottolineare, perché appunto va un po' nella direzione, per quanto a passi piccoli, però va nella direzione che auspicheremmo in diversi ambiti della città. Il primo è che abbiamo ottenuto un piccolo finanziamento di 30.000 euro a supporto e a potenziamento dell'attività delle microaree, che sono quelle strutture gestite da Comune, Ater e Asugi sostanzialmente in tutto il territorio comunale. Discutendo con gli uffici sulla destinazione di queste risorse abbiamo convenuto che uno degli ambiti prioritari di intervento è quello del contrasto, diciamo, al disagio e alla marginalità giovanile, per cui molto probabilmente queste risorse poi verranno destinate per attività di doposcuola, destinate non tanto ai ragazzi le cui famiglie magari sono già seguite dai servizi sociali, ma a tutte quelle altre persone, quegli altri ragazzi che magari sono a rischio di dispersione scolastica, che hanno bisogno anche solo semplicemente di supporto con lo studio, con i compiti, o anche solo di un luogo nel quale ritrovarsi. Siccome si parla tanto di disagio giovanile, a volte forse anche un po' a sproposito, però molto spesso le risposte da parte delle istituzioni mancano. In questo caso, insomma, siamo contenti di aver fatto una piccola parte nella direzione della risoluzione del problema. L'altro emendamento che eravamo riusciti appunto a far passare riguarda invece l'area dell'ex polveriera di Montebello, una zona al momento non verde, diciamo, ma che dovrebbe diventare verde nell'ambito dei piani di riorganizzazione dell'ospedale di Cattinara. Come è noto, noi siamo sempre stati fortemente contrari all'abbattimento della pineta di Cattinara, che purtroppo è avvenuto poco tempo fa. Pensiamo che sia stata una scelta sbagliata e ci auguriamo che ancora ci sia la possibilità di fare una moratoria sul progetto di trasferimento del Burlo a Cattinara, anche perché molti operatori sanitari hanno dei forti dubbi sulla validità dal punto di vista medico e scientifico di quella soluzione progettuale. Detto ciò, mancano ancora tutte le risorse per invece realizzare le nuove aree verdi che sono previste da quello stesso piano, e quindi abbiamo provato a dare una spintarella in più all'amministrazione, appunto con 39.000 euro che dovrebbero servire a riaggiornare un progetto che in realtà già c'è per quell'area, che però è datato 2009, quindi ovviamente va aggiornato, anche perché nel frattempo non si è fatto nulla. Ieri invece abbiamo appunto discusso degli ordini del giorno, adesso non so se forse vogliamo passare alla chiamata. E poi... Va bene, sentiamo la telefonata allora e poi torniamo appunto sugli ordini del giorno del Consiglio Comunale, discussi ieri in Consiglio Comunale. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Laura, sono Diego. Diego, buongiorno. Buongiorno anche alla terza, a cui volevo chiedere gentilmente, una curiosità mia personale, se c'era qualche novità rispetto all'apertura dell'asilo nido di Roiano, su cui c'erano anche delle vicende, delle polemiche con l'appoggio anche dell'ex assessore Brandi. Ecco, io non vorrei fosse una fotocopia di quanto accaduto per il tram, di cui attendiamo ancora il riavvio dopo anni di mancate promesse. Tutto qua, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie Diego, buona giornata. Allora, sull'asilo nido di Roiano non siete tornati in questa seduta, però ne avete parlato, insomma, in passato. Sì, se ne è parlato in maniera marginale e laterale, anche grazie ad alcuni ordini del giorno che abbiamo presentato appunto come adesso Trieste sul tema. Ringrazio della domanda perché mi permette di tornare su un argomento che ci sta appunto fortemente a cuore, che è quello sia del supporto alla genitorialità, alle famiglie, all'educazione dei più piccoli, sia la difesa dei servizi pubblici di qualità accessibili a tutti, perché ricordiamo che l'idea della maggioranza di centrodestra, della Giunta di Piazza, è quella di sostanzialmente regalare chiavi in mano questo asilo che è stato costruito e arredato, quindi è pronto
totalmente con soldi pubblici a un operatore privato che poi metterebbe metà dei posti previsti all'interno di questo asilo sul mercato con i prezzi delle rette che sono ben noti a chi ha un figlio o una figlia appunto in età da asilo nido. Noi siamo ovviamente contrari a questo disegno, ma non solo, abbiamo anche formulato più volte una proposta che è la soluzione più naturale, e cioè quella della stabilizzazione dei precari, delle educatrici, degli educatori precari già in forza al Comune di Trieste, che hanno quindi già accumulato anche una certa esperienza professionale di lavoro all'interno del Comune, che avrebbero tutto il diritto di vedere pienamente valorizzata anche dal punto di vista della stabilità contrattuale, ovviamente la loro esperienza di lavoro, e che consentirebbero di aprire l'asilo di Roiano domani. Ricordiamoci che l'asilo è pronto ormai da veramente diverso tempo, adesso non vorrei sbagliarmi, ma credo che sia almeno un anno che è effettivamente strutturalmente, diciamo, come struttura fisica disponibile, quindi questo ritardo nella sua apertura è ancora più inaccettabile. La maggioranza aveva promesso di riprendere in mano la questione entro la fine di settembre del 2024, non è avvenuto nulla dall'ultima volta che abbiamo discusso della delibera, che era a luglio se non sbaglio, e sinceramente il ritardo sta iniziando ad essere veramente, veramente grave. Anche perché, ripeto, la soluzione è lì, è davanti agli occhi di tutti, lo abbiamo ribadito anche ieri. C'è da registrare, e penso che sia un segnale comunque positivo, che sul tema che è stato appunto sollevato in seduta ieri, sia Forza Italia che Idea Giuliana, quindi due gruppi appartenenti alla maggioranza, hanno delle posizioni diverse dal resto della maggioranza, sono più sensibili alla questione della difesa dell'educazione come servizio pubblico accessibile a tutti, e quindi speriamo che questa sensibilità si faccia largo, diciamo, anche in altri esponenti della maggioranza, perché qua veramente stiamo parlando del futuro dei più piccoli, stiamo parlando di un servizio fondamentale sia dal punto di vista educativo che dal punto di vista della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro dei genitori, che ovviamente hanno tutto il diritto ad accedere a un servizio pubblico di qualità. Restando in tema scolastico, appunto aveva chiesto anche delucidazioni sullo spostamento del trasferimento, no, della scuola Stuparic, la scuola media, al Molo Quarto, scuola di strada di Rozzol, quindi molto distante dal Molo Quarto, questa scuola contenitore pensata proprio per i lavori necessari comunque di rifacimento, di ristrutturazione di questa scuola in strada di Rozzol. Non c'è stata risposta perché non c'era l'assessore in aula, no? Sì, esatto, avrei voluto chiedere all'assessora Lodi e all'assessore De Blasio, che sono ovviamente competenti rispettivamente in materia di lavori pubblici e di educazione, se la Giunta ha valutato delle soluzioni alternative al trasferimento di una scuola a quasi 4 km di distanza, appunto in Molo Quarto. Noi vorremmo a tutti i costi evitare i disagi grossi che sono stati patiti in questi anni dalle famiglie, per esempio della scuola Sauro Spaccini, che è stata trasferita da via Tigor a San Giacomo, quindi una distanza più ridotta di quella della Stuparic se venisse trasferita in Molo Quarto. Comunque sappiamo appunto Sauro Spaccini finita al centro di uno dei rioni più trafficati della città, con tutte le conseguenze del caso in termini anche di difficoltà di portare appunto i figli a scuola. Sulla Stuparic abbiamo proposto una soluzione abbastanza elementare, e cioè di ragionare dell'utilizzo dell'area dell'ex caserma di Via Rossetti, che recentemente è entrata nelle disponibilità di EDR, che è l'ente di decentramento regionale, diciamo la ex provincia, che forse diventerà nuovamente provincia. In ogni caso è di proprietà della regione, è stata acquistata proprio nell'ottica di essere trasformata in un polo scolastico. Poi noi su quello nutriamo dei dubbi sul fatto che si possano concentrare veramente tutte le scuole superiori all'interno di un unico polo scolastico, perché chiunque frequenta le strade vicino a una scuola superiore in orario di entrata a scuola sa bene quale sia il caos che si genera in termini di viabilità e traffico. Metterci 7.000 studenti forse non è la scelta migliore, però ecco, iniziare ad utilizzare quell'area, magari non gli edifici che hanno probabilmente bisogno di interventi di ristrutturazione, ma
enorme piazza d'armi all'interno della caserma con dei moduli prefabbricati, con dei container, come si fa insomma, quando c'è necessità di fare interventi di questo tipo, potrebbe essere forse una soluzione più conveniente anche per le famiglie. Parliamo comunque di un'area a meno di 1 chilometro di distanza dalla sede originale della Stuparic. Tra l'altro su questo ricordo che nel 2021, se non sbaglio, il Comune aveva previsto l'acquisto di moduli prefabbricati proprio nell'ottica di avere una disponibilità costante di strutture di questo tipo da poter proprio spostare in varie aree della città a seconda delle esigenze, cioè a seconda della scuola che di volta in volta veniva ristrutturata, e poi questa previsione di acquisto, a quanto mi risulta, non si è mai realizzata. Comunque il fatto che non si sia realizzata nel 2021 non significa che non si possa fare oggi, per esempio investendo una piccola quota dei proventi della vendita di Palazzo Carciotti, che sono soldi freschi, diciamo, disponibili immediatamente per il Comune. Forse questa è una soluzione che potrebbe venire maggiormente incontro alle esigenze delle famiglie. Poi non pretendiamo ovviamente di avere la verità in tasca, le questioni sono anche complicate dal punto di vista tecnico e amministrativo, però sarebbe gradito avere almeno una risposta, ecco, da parte di chi ha le competenze su questo in Giunta. Allora, la terza, torniamo ai lavori di ieri e torniamo appunto agli ordini del giorno che sono stati approvati, no? Che avete ottenuto, insomma, come opposizione. Sì, anche qui siamo partiti da una situazione nella quale pareva che la maggioranza non fosse molto disponibile ad ascoltare le nostre proposte. In realtà, diciamo, il livello di attenzione, per chi conosce un po' i lavori del Consiglio Comunale, è stato nella media, cioè abbastanza basso. Detto ciò, almeno alcune proposte hanno fatto un po' di breccia e siamo contenti, sebbene siano degli ordini del giorno, quindi danno delle indicazioni un po' più generiche di un emendamento che invece al bilancio stanzia effettivamente delle risorse per realizzare delle attività. Quindi ovviamente ci impegniamo nei prossimi mesi a vigilare sul fatto che a questi ordini del giorno seguano dei fatti. Uno per noi particolarmente importante riguarda la realizzazione delle zone 30 che sono già previste dal piano della mobilità sostenibile in vigore, ma al momento non hanno nessun tipo di risorsa stanziata appunto a bilancio per realizzare gli interventi necessari per moderare la velocità in alcune zone della città. Noi siamo convinti che in realtà servirebbe una spinta ancora maggiore verso la direzione di città 30, quindi considerare il limite a 30 all'ora all'interno delle aree urbane, fuori ovviamente dagli assi principali di scorrimento come la norma e non l'eccezione, e ne siamo convinti non per una ragione ideologica, perché ci siamo fissati, ma perché effettivamente nei posti dove questa misura è stata implementata i risultati dal punto di vista della maggiore fluidità del traffico, del minore impatto ambientale e soprattutto della sicurezza stradale sono dei risultati evidenti. Ieri in aula citavo il caso di Bologna, dove nel primo anno di realizzazione di Città 30 si è registrato il dato record di 0 pedoni morti in strada, 0 pedoni morti a causa di incidenti stradali, e non succedeva dal 1991, quindi da più di 30 anni a Bologna era normale che almeno una persona tragicamente ovviamente morisse per strada a causa di incidenti. E anche a Trieste, insomma, sappiamo che purtroppo di incidenti con ferimenti gravi o con morti ce ne sono stati anche nei mesi passati. Noi vorremmo andare in quella direzione, mentre proviamo ad andare in quella direzione, almeno iniziare ad implementare quello che già è previsto dal piano ci sembra una cosa effettivamente di buon senso. Poi altre questioni più secondarie forse, ma comunque alle quali teniamo, sono sicuramente l'aumento della disponibilità di dati in formato ad accesso aperto all'interno del portale del Comune di Trieste. Il Comune ha un sacco di informazioni statistiche che sono utili per orientare le politiche, le scelte che vengono fatte a livello locale, ma sono utili anche in termini di trasparenza nei confronti della cittadinanza, che può appunto conoscere l'andamento di alcune attività da parte del Comune. Quello che abbiamo chiesto appunto è che il Comune renda disponibili i dati che ha
in suo possesso, perché al momento ce ne sono effettivamente molto pochi. Poi abbiamo chiesto di finalmente procedere a piantare degli alberi in largo Sonnino, un'area che è stata risistemata, riqualificata mi sembra una parola grossa, risistemata qualche anno fa, ma nella quale appunto non è stata prevista nessuna alberatura. È una grande richiesta anche dei residenti, no? Di avere un po' di verde, insomma, in quel luogo. Esatto, in un'area che diventa una vera e propria isola di calore in estate, perché appunto è sostanzialmente una lastra d'asfalto senza alcuna ombreggiatura, quindi ci auguriamo che su questo ci sia un intervento, anche perché un analogo ordine del giorno era stato fatto proprio già nel 2022, quindi insomma il tempo pensiamo sia maturo per intervenire in questa direzione. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Dunque, dove eravamo rimasti? Buongiorno. Buongiorno Claudio. Carissimi, grazie alla coccola signora Paola e ai coccoli della regia che mi mandano in onda. Buona giornata coccola, gentile dottoressa Laura, e dall'ottimo anche lui coccolo consigliere della terza. Grazie. Sono Claudio Visentini. Grazie Buongiorno. Claudio, buongiorno. Buongiorno carissimi, è un piacere ascoltarvi e vedervi sempre. Dunque, oggi parlo che alla luce dell'articolo di oggi sul piccolo, l'appello di Conapo e FIALS, nuovo sistema per il 112, servono tempi rapidi. Gentile consigliere, forse si apre uno spiraglio, finalmente, per le chiamate di emergenza, come la richiesta del sindacalista triestino FIALS, l'eccellente Super Fabio Potosnik, che spesso interviene da questo schermo, di collegare più centrali operative alla telefonata di richiesta del 112. Che ne pensa? Peraltro ho già informato la brava e coccola Giulia Massolino, consigliera triestina regionale. Speriamo vada in porto. Grazie per le risposte. Grazie Claudio. Claudio Visentini, sempre attento alle questioni che riguardano la sanità, il soccorso in particolare in questo caso. Allora, cosa pensa? Lo ringrazio veramente, lo saluto ovviamente di nuovo con simpatia, e lo ringrazio per il tema che ha lanciato, perché è un tema che ci sta assolutamente a cuore. E sul quale ovviamente lavoriamo e lavoreremo anche a livello regionale, però mi mantengo un attimo sul piano del Consiglio Comunale per farvi sapere che nel lunghissimo elenco di mozioni ferme ormai da diverso tempo, sono credo più di 150 quelle che attendono di essere discusse, la seconda in ordine di presentazione, quindi parliamo di una delle prime mozioni che come gruppo di Adesso Trieste avevamo deciso di depositare in Consiglio Comunale, riguarda proprio il sistema dell'emergenza-urgenza. Provo a farla breve perché il tema ovviamente è complesso, ma merita di essere assolutamente trattato. Ad oggi, dall'introduzione del numero unico di emergenza del 112 in poi, si è scelto di centralizzare la gestione delle chiamate di emergenza nella centrale di Palmanova. Questo porta a tutta una serie di problemi che sono stati evidenziati nel corso di questi anni, ormai penso sia dal 2015 che è in vigore questo sistema, sono stati evidenziati dai professionisti del settore, quindi non è che ce li inventiamo noi, e che riguardano il fatto di moltiplicare i passaggi con degli operatori cosiddetti laici, quindi che non sono avvezzi, diciamo, alle questioni sanitarie, che rispondono in prima battuta e che poi passano la chiamata in un secondo momento a operatori sanitari, e soprattutto il fatto che centralizzare la gestione delle chiamate in un unico luogo impedisce che gli operatori abbiano una conoscenza reale del territorio. Questo ha portato anche a vicende, alcune che fanno sorridere, ad esempio soccorso alpino che interviene per soccorrere una persona che si è storta una caviglia sulla riviera di Barcola, perché chi evidentemente ha risposto alla chiamata non ha ben capito di che punto della costiera triestina si stesse parlando, e a situazioni invece tragiche nelle quali il ritardo dell'arrivo dei soccorsi ha probabilmente contribuito, dico probabilmente perché non sono un medico ovviamente, però in alcuni casi è possibile che abbia contribuito addirittura al decesso di alcune persone.
Quello che noi chiedevamo e continuiamo a chiedere con quella mozione è di tornare al sistema vecchio, il che non significa attenzione, lo dico per chiarire, non significa dismettere il sistema del numero unico, che tra l'altro è una previsione europea, quindi è giustissimo che sia stato implementato. È importante che il cittadino abbia un unico riferimento al quale rivolgersi in caso di emergenza, ma è possibile che dietro quel numero unico ci sia un sistema decentrato a livello territoriale che corrisponda perlomeno alle aziende sanitarie, se non addirittura a nuclei più piccoli, però almeno alle aziende sanitarie. Questo significherebbe avere una centrale operativa dell'emergenza urgenza nell'area coperta da SUGI, che diciamo sono le ex province di Trieste e Gorizia. Ripeto, questa è una proposta che non ci siamo inventati noi, viene sostenuta dai professionisti, dai sindacati del settore, è stata rivolta più volte alla Regione, sulla quale, se non sbaglio, erano state raccolte 5.000 firme mi pare nel 2018, sulla quale anche partiti di maggioranza, come per esempio Fratelli d'Italia, in passato si erano espressi in maniera favorevole. Ho visto che anche su altri temi a livello regionale c'è un dibattito aperto anche all'interno delle forze di maggioranza, penso al tema del piano oncologico, insomma ci sono diverse questioni aperte. Io mi auguro che anche questa torni ad essere una questione aperta, perché appunto ormai 10 anni sostanzialmente di attività della centrale unica di Palmanova hanno mostrato tutti i problemi del caso. C'è per esempio il dottor Zalucar che con la dottoressa Stabile ogni anno aggiorna questo libro bianco dei disservizi del 112 a Trieste, che ormai conta centinaia di pagine, perché appunto sono tanti i casi in cui sembra che la centrale operativa unica giochi un ruolo purtroppo negativo nella qualità dei servizi di emergenza. Allora, un'altra telefonata subito, poi dobbiamo andare in pubblicità. Buongiorno, chi è in linea con noi? Sergio, Sergio. buongiorno a voi. Buongiorno. Ecco, volevo fare una segnalazione riguardo alla ringhiera che è già da 2 anni abbattuta sull'erba del Verde di quartiere in via Ovidio. 2 anni che basterebbe lì un paio di orette perché tutto a incastri e rimettere a posto questa ringhiera da 2 anni. Poi volevo fare una domanda al consigliere. Al magazzino 26 stanno lavorando da parecchi anni sul tetto e non si sa cosa si fa. Sì, si sa cosa faranno, un bar, qualcosa di una terrazza, una cosa l'altra, ma 2 anni, cioè sono più di 2 anni che sono lì, che stanno lavorando e non sappiamo mai niente. E inoltre, e finisco, volevo segnalare che nel piazzale dove c'è la sala dei congressi in Porto Vecchio ormai hanno fatto solamente parcheggi per autobus, dove il cittadino metterà le macchine, perché c'è il parcheggio più verso Barcola, ma quel parcheggio è a pagamento e di conseguenza è l'unico parcheggio in cui si poteva parcheggiare davanti al piazzale della sala dei congressi era quello là, e per andare al magazzino 26, per andare ai vari musei, adesso non abbiamo più spazio, non si sa perché. Se uno va adesso a vedere tutte le macchine, la parte laterale sia davanti al magazzino 26 e avanti della centrale idraulica, e sono tutti quanti occupati, non c'è più spazio per parcheggiare davanti al piazzale, non si sa perché hanno fatto questo, tutto corriere che poi è sempre vuoto, e davanti all'ex diremo a quell'altro a quell'altra diremo, prima c'era l'officina meccanica, hanno messo dei panettoni che non si sa tutto quel vuoto cosa serve. Grazie e buongiorno. Grazie Sergio, buona giornata. Insomma, delle segnalazioni che riguardano anche in parte Porto Vecchio, no? Sì, preso nota mentale su via Ovidio. Per quanto riguarda il Museo del Mare, ci è noto che effettivamente i lavori sono in ritardo consistente, non ne conosciamo la ragione, purtroppo anche su questo, sulla gestione dei lavori pubblici. In generale c'è poca trasparenza, poca chiarezza, vengono fatti tanti annunci e addirittura tagli di nastro all'inizio dei cantieri anziché alla fine. Sarebbe dal mio punto di vista più rispettoso anche nei confronti della cittadinanza festeggiare, se la vogliamo mettere così, quando i cantieri si chiudono e non quando i cantieri
si aprono. Comunque proveremo ad approfondire appunto per capire effettivamente cosa sta succedendo nel futuro, si spera, Museo del Mare. Allora, dobbiamo andare in pubblicità molto rapidamente, ci vediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, allora sempre in compagnia del capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale, Riccardo Laterza. Allora sta rispondendo un po' e dialogando con i nostri telespettatori, c'è una telefonata già in attesa, la sentiamo subito. Buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo fare un ringraziamento al personale di Assugi, al 118, alle cure palliative, alla dottoressa Macaluso, a Giada, alla Fondazione De Banfield per aver seguito mio padre fino all'ultimo giorno. Grazie a tutti, siete stati veramente sempre puntuali. Grazie, arrivederci. Grazie, siamo vicini, ci dispiace insomma per suo padre la ringraziamo insomma per aver ringraziato a sua volta appunto le persone che si sono occupate di lui e naturalmente evidentemente insomma le sono state vicine, hanno fatto un buon lavoro, non parliamo solo di mala sanità, no? Spesso no, assolutamente. Parliamo anche di un impegno costante e quotidiano. Allora, il nostro Gianluca Paladin lo vedo pronto all'altezza della Galleria Sandrinelli, Scala dei Giganti, in piazza Goldoni in sostanza. Allora, buongiorno a te Gianluca, che cosa ci racconti questa mattina? Buongiorno Laura, buongiorno a Riccardo Laterza, siamo nella zona rossa numero 3, quella che comprende anche piazza Goldoni e Scala dei Giganti alle mie spalle. Si conferma area calda della città, da 24 ore in zona rossa questa area, e già ieri sera il primo intervento sia dei carabinieri che delle volanti della Polizia di Stato. Cosa è successo? Stiamo raccogliendo ancora alcuni dettagli, ovviamente invito anche a seguirci nei nostri telegiornali. Comunque una violenta lite partita proprio da piazza Goldoni, una lite probabilmente alimentata anche dall'eccesso del consumo di alcol. Lite tra più persone che da piazza Goldoni, appena hanno sentito le sirene, le sirene delle volanti, sono scappate queste persone venendo proprio verso Scala dei Giganti e poi di fatto riuscendo a dileguarsi. Quindi 3 volante dei carabinieri e della Polizia di Stato arrivate in ausilio a 2 pattuglie dei carabinieri proprio per fermare l'ennesimo episodio di violenza. Non ci risultano in questo momento provvedimenti presi per l'episodio di ieri sera, perché pare appunto che le persone si siano dileguate prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, o mentre stavano appunto arrivando. Comunque sia, il fatto è confermato anche dagli esercenti qui della piazza, che hanno proprio visto parte della scena. Stiamo però raccogliendo dettagli, Laura, per poter fornire una più ampia informazione ovviamente alla città. Naturalmente aggiornamenti nel corso dello stessa sveglia Trieste, se fra poco mi arriveranno ulteriori dettagli, però possiamo dire che di fatto questa zona si conferma l'area calda della città. Siamo a uno degli estremi della zona rossa numero 3, quindi Corso Saba, piazza Goldoni, Scala dei Giganti, poi via delle Zudecche. Ecco, vi ricorderete ieri abbiamo fatto un tour con l'auto di Tele4, siamo arrivati fino in via Limitanea, cioè dalle parti di piazza Perugino per intenderci, quindi parliamo di una zona molto ampia con una lunga direttrice di Viale D'Annunzio, Largo Barriera e Viale D'Annunzio, che appunto segnano questa zona rossa. Primo intervento quindi già nella serata di ieri. Naturalmente per maggiori dettagli magari riprenderò la linea fra un po', vi restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin. Allora, zone rosse è un tema che viene trattato anche dai nostri telespettatori che ci scrivono, ad esempio Piero ci scrive questa mattina: è palese si tratti solo di un palliativo.
ci vorrebbe ben altro, qualcosa di più energico, invoca Piero, e dice che il questore rassicura sulla sicurezza, ma insomma secondo lui non ha fiducia, il signor Piero, e dice che ha posizioni di sinistra il questore, insomma questa è la sua lettura. Mentre Gianni dice una felice giornata e se non è gioiosa sia almeno serena, a lei e all'ospite. Penso con grande nostalgia a quella Trieste che non aveva assolutamente bisogno di zone rosse, che oggi sembrano necessarie purtroppo. La memoria mi porta a quello che aveva detto Brecht, beati i popoli che non hanno bisogno di eroi, parafrasandolo dico felici le città che non hanno bisogno delle zone rosse. Vabbè, insomma, grazie a Gianni anche per questa nota, no? Sì. Zone rosse sono scattate ieri, dureranno fino al 31 di marzo e vedremo insomma se serviranno a arginare questo fenomeno delle liti, delle risse, delle violenze insomma all'interno del centro città. Partiamo intanto appunto dal fatto che sicuramente un problema c'è un problema di sicurezza, di microcriminalità, di violenza e di disagio anche sociale crescente. È un problema complesso, io sono abbastanza convinto, l'ho ripetuto anche altre volte, anche qui a Tele4, che a parti invertite, quindi se il centrodestra fosse stato all'opposizione in questi anni avrebbe già chiesto a gran voce le dimissioni dell'assessore competente in materia di sicurezza perché non si faceva abbastanza per contrastare questo fenomeno. Noi invece abbiamo un approccio diverso alla questione, non la buttiamo in cacciara, mi verrebbe da dire, come spesso è stato fatto anche e soprattutto penso alle scadenze elettorali da parte della destra, non perché pensiamo che il problema sia come dire, non rilevante, ma perché invece pensiamo che il problema sia un problema complesso che ha una natura e delle ragioni di vario tipo, di tipo economico, di tipo sociale, di tipo culturale, educativo, che vanno affrontate alla radice se vogliamo veramente contrastare le ragioni prime per cui appunto c'è tutta questa violenza che poi genera insicurezza ovviamente da parte di chi invece vorrebbe vivere tranquillamente nella propria città, nel proprio rione. Da questo punto di vista la zona rossa, qualche giorno fa era ospite anche Federico Monti, portavoce di Adesso Trieste, qui in questi studi, diceva è un'aspirina che cura il sintomo ma non la malattia. Io ho l'impressione che sia un'aspirina forse anche un po' scaduta, qualcosa che al quale si potrebbe puntare per avere un effetto placebo sostanzialmente, per dire appunto alla cittadinanza guardate tranquilli, ci stiamo occupando del problema e stiamo facendo tutto il possibile, quando in realtà nei fatti una soluzione del genere non fa altro che spostare i problemi di qualche centinaio di metri al di fuori di questi perimetri che si individuano, ed è evidente che anche ammesso che sia giusto ragionare in questi termini, se si volesse poi estendere ipoteticamente la zona rossa a tutto il territorio comunale sarebbe materialmente impossibile garantirne poi il funzionamento, no? La sorveglianza necessaria per fare sì che le misure siano poi attuate. Non è la soluzione corretta perché è giusto ovviamente che le forze dell'ordine presidino il territorio, è normale che ci sia anche una richiesta da parte, che ne so, penso ai commercianti che subiscono del danneggiamento dei furti di avere una telecamera davanti al proprio negozio, sta tutto nella normalità, ma questi sono interventi che vanno diciamo, ad agire molto spesso a fatti già avvenuti, a reati già compiuti, quindi garantiscono per esempio che le indagini possano fare il loro corso. Quello che invece serve è la prevenzione che si fa in tanti modi, si fa anche con un maggiore, questa è la nostra convinzione, con un maggiore dialogo tra da un lato le forze dell'ordine e dall'altro chi si occupa appunto delle questioni sociali, delle questioni educative, delle questioni legate al disagio appunto sociale ed economico in città. Quindi quello che abbiamo proposto anche con una nostra mozione sul tema, che ci auguriamo venga discussa presto, appunto da un lato tutti i dubbi sulla efficacia e sulla utilità delle zone rosse, dall'altro la necessità di mettere insieme chi lavora sul problema da vari punti di vista per costruire delle strategie di prevenzione e di garantire che il Comune faccia un'informazione
efficace e costante sulle misure appunto che vengono intraprese. Poi diciamo che per concludere c'è anche un grande elefante nella stanza del quale spesso non si parla, e cioè quando si dice la maggior parte dei reati vengono compiuti da persone straniere. È vero dal punto di vista statistico, almeno per alcune tipologie di reati, è altrettanto vero che se facessimo la stessa statistica per condizioni economiche verrebbe fuori che la maggior parte dei reati vengono compiuti da persone povere, quindi forse c'è anche una ragione, diciamo, di stato di necessità, se vogliamo, in alcuni casi, che porta, sbagliando ovviamente, alcune persone a delinquere, ma il vero tema è che l'attuale sistema della non gestione dei flussi migratori genera illegalità strutturale, genera centinaia di persone a disposizione anche delle organizzazioni criminali, della criminalità organizzata, ad esempio per la gestione dello spaccio di droga in città, e non solo ovviamente nella nostra città. Quindi il tema è che finché non ci sarà la volontà politica, e purtroppo non c'è, di affrontare la questione delle migrazioni in maniera seria, utilizzando buonsenso, non solo umanità ma anche buonsenso, quindi costruendo dei canali legali di accesso al nostro paese, si genererà continuamente una disponibilità di persone da un lato in stato di necessità e dall'altro in stato di illegalità, che ovviamente sono il primo terreno per chi vuole compiere delle azioni criminali. Questo è il vero problema che purtroppo oggi non si vuole affrontare. La zona rossa da questo punto di vista serve veramente a poco. Allora, una telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Buccarella, buongiorno a lei e a Riccardo Laterza, Nivea, buongiorno. Allora, volevo dire una cosa, proprio su queste due ultime parole, ma non era questo il mio tema. Riccardo, eravamo tanto poveri anche noi, ma non succedevano mai queste cose a Trieste. Io mi ricordo, io sono nata nel 47, subito dopo la guerra, e sono nata proprio a San Giacomo, a casa di mio nonno e mia nonna, ma queste cose non succedevano, Riccardo. Al massimo c'erano i rom, come li chiamavano noi una volta gli zingari, che ti levavano via la biancheria che mettevi ad asciugare, ma coltelli ed altre cose non c'erano in quel periodo. Però non era di questo che volevo parlare. Volevo parlare, l'altra settimana ho visto che sul Piccolo c'era un articolo sulla lotta alla ludopatia. Nel Friuli Venezia Giulia vengono gettati via 2 miliardi all'anno con la ludopatia. Allora lo Stato si mette di traverso, ma questo non è il discorso. Il discorso è che in qualsiasi negozio noi andiamo a comprare le sigarette o indifferente qualsiasi cosa, troviamo quei gratta e vinci che ormai sono arrivati a 10 euro al pezzo, e ti trovi davanti una persona che vedi che non è in condizioni di fare queste spese, e li comprano, li grattano fuori dai tabacchini o d'altro. Veramente, allora lo Stato dovrebbe cominciare con queste, so che sono fatti, il ricavato va per altre cose, mi sembra quella volta con Franceschini, mi sembra per la cultura o d'altro, ma dobbiamo dare l'esempio come nazione di levare via prima di tutto queste cose, e poi soprattutto dove, come davanti al giardino pubblico, come in altri posti, sono tutti delle case da gioco, slovene. Anche questo dovrebbe essere levato via, perché io passo ogni tanto per via Beccaria, perché parcheggio la macchina in piazza Oberdan o là, quello non è sloveno, mi sembra sia italiano, però è sempre pieno di e li vedi, non è persone di alto lignaggio, che giocano. Allora bisognerebbe prendere proprio fare qualcosa per questo. È un disastro, è veramente un disastro. Non so dove ci sia la miseria se certe persone si permettono di fare certe spese. Grazie.
Grazie Nivea, buona giornata. Insomma, pone l'accento su un problema serio, no? Quello della ludopatia e anche dell'intervento dello Stato. No, no? concordo assolutamente, perché effettivamente, come diceva Nivea, lo Stato nei fatti incentiva al gioco, essendo la dinamica per cui appunto poi gli incassi vengono utilizzati per altre spese da parte dello Stato stesso. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che la ludopatia andrebbe contrastata in maniera più seria. Su questo, per esempio, anche un comune può fare qualcosa. Faccio un esempio concreto: potrebbe scegliere di modulare alcune tariffe comunali, alcune questioni di competenza del comune, come per esempio il costo dell'occupazione del suolo pubblico, ad esempio scegliendo di abbassare il costo dell'occupazione del suolo pubblico ai bar, agli esercizi che non hanno macchinette o che non hanno, insomma, appunto macchinette per il gioco d'azzardo, insomma, di questo tipo all'interno dei propri locali. Questa potrebbe essere un'idea per incentivare appunto la dismissione di questo tipo di attività. Torno solo un attimo sulla questione migranti, per dire che fare veramente un accenno breve, perché servirebbe un'intera trasmissione poi per approfondire, che quando eravamo noi a essere migranti economici che migravano senza sostanzialmente alcun diritto, ad esempio verso gli Stati Uniti d'America, noi italiani eravamo quelli brutti, quelli sporchi, quelli cattivi, quelli che portavano la mafia e via dicendo. Quindi io penso che queste siano delle dinamiche che anche nella percezione da parte di chi accoglie, a volte anche malvolentieri, sono normali, però al di là delle dinamiche di superficie dovremmo provare ad andare un po' più in profondità e capire che al di là anche di come la si pensi sull'aspetto più strettamente umanitario, c'è un problema concreto oggi in Italia, che è quello di flussi appunto di migrazione che è costretta ad essere illegale, anche se magari avrebbe ad esempio le risorse per spostarsi in maniera assolutamente legale e normale dal proprio paese all'Italia. E che questo è un tema che va affrontato ovviamente a livello strutturale, altrimenti continueremo solo ad affrontare le conseguenze negative senza prenderci carico da un lato del problema originario, ma anche delle opportunità che porta questo tipo di fenomeno. Chiaro, allora ci torniamo a collegare con il nostro Gianluca Paladin, che vedo pronto. In realtà vediamo l'inquadratura della via che porta poi alla Piazza Goldoni. Allora a te nuovamente la linea, Gianluca. Nuovi dettagli su quanto accaduto ieri sera in Piazza Goldoni. Erano circa le 20, abbiamo raccontato di una lite, invece è stata una rissa tra ragazzi molto giovani, credo sia italiani che stranieri, una rissa che ha visto protagonista di nuovo i giovanissimi in Piazza Goldoni, che insomma si sono picchiati tra di loro, tanto che gli stessi esercenti della zona hanno deciso di chiamare le forze dell'ordine per quanto stava succedendo. La rissa è partita proprio lì della piazza, forse complice anche l'abuso di sostanze alcoliche. È pieno di vetri qua sotto, tra l'altro, di bottiglie spaccate che evidenziano appunto anche un po' il percorso che questi giovani hanno fatto. Quindi sono scappati qui per via Pellico, si sono fermati alla base delle scale di piazza della Scala dei Giganti, poi sono saliti al momento in cui hanno sentito le sirene, sono scappati su per la scala e c'erano appunto 3 volanti della Polizia di Stato e 2 dei carabinieri che sono intervenute per intercettare i propri giovani, che però per ora hanno fatto perdere le loro tracce. Ennesima rissa in questa zona, la zona rossa numero 3, che racchiude appunto anche Piazza Goldoni e Scala dei Giganti. L'intervento delle forze dell'ordine in forze proprio ieri alle 20, quando appunto tanti esercizi erano aperti, i bar ovviamente che servivano da bere. Questo è quanto è successo, Laura, nella serata di ieri. Stiamo già traendo i primi bilanci, appunto, anche se vogliamo, di questi controlli rafforzati, però stavolta i giovani, scappando su per Scala dei Giganti, si sono dileguati. Vi restituisco la linea. Grazie Gianluca. Quindi è un episodio proprio nel giorno della partenza, no? di questo nuovo strumento. In questo caso insomma c'è stato questo intervento che però non è riuscito a frenare questa ennesima rissa, no? In centro città. Sì, io temo che continuerà ad essere così. Ovviamente mi auguro, come penso tutti si augurino,
questi episodi non avvengano più, che non ci sia violenza per le nostre strade e che appunto si possa vivere tutti più tranquillamente. Resto molto scettico e quindi contrario, insomma, al fatto che istituire una zona rossa possa in qualche modo prevenire questi interventi. Il fatto che ci sia un presidio ormai anche da diverso tempo fisso delle forze dell'ordine in piazza Goldoni, purtroppo anche quello non sta appunto impedendo, diciamo, che avvengano situazioni di questo tipo. Non dico che vada eliminato, ovviamente le forze dell'ordine devono continuare a fare il loro lavoro ed essere supportate pienamente nel loro lavoro, ma serve anche altro, servono anche interventi che forse non danno i propri frutti immediatamente, perché il lavoro, per esempio dal punto di vista educativo, dal punto di vista dell'accompagnamento sociale, è un lavoro lungo, ma è un lavoro che è fondamentale proprio per risolvere alla radice alcuni problemi. E questo non significa essere buonisti, non significa per esempio negare il fatto che chi compie un reato poi se ne deve assumere le responsabilità in termini anche di pene certe e di una pena che sia rieducativa, ma significa che l'obiettivo primario dovrebbe essere fare in modo che quel reato non si compia nemmeno, perché poi altrimenti, appunto, ripeto, interveniamo sempre a valle di situazioni che nessuno di noi vorrebbe più vedere nelle nostre strade. Allora ci scrive Alessandro, dice: caro Riccardo, che forza avete combattere all'interno di un'aula comunale assonnata e disattenta, una maggioranza votata da una minoranza di tifosi, dice insomma che nulla propone se non pigiare a comando il tasto contrario sempre o quasi alle vostre idee. Invece Patrizia dice: il problema di insicurezza è nella sinistra, il vostro approccio è stato solo far entrare tutti senza controlli. Posso su questo soltanto ricordare che la legge sull'immigrazione in Italia si chiama legge Bossi-Fini. Mi risulta che né Bossi né Fini siano mai stati di sinistra, sono stati due importanti leader di due altrettanto importanti partiti del centrodestra, la Lega, che è ancora Lega, Alleanza Nazionale, che oggi, diciamo, sostanzialmente corrisponde a Fratelli d'Italia. Quindi se c'è una politica fallimentare sull'immigrazione in Italia è quella che è stata impostata e proseguita nel corso di questi decenni dai governi di destra. Detto ciò, poi la destra adesso governa a tutti i livelli, quindi vediamo insomma quali sono le soluzioni concrete che stanno attuando, cioè nessuna, e infatti i problemi continuano ad esserci. Sarebbe bene che incarichi diretti, scrive invece Mauro, di progettazione di lavori pubblici sotto soglia, magari legati ad altri incarichi, fossero oggetto di un maggiore controllo di merito al fine di evitare problemi come è successo sia per la Galleria Foraggi che per l'Acquario, ad esempio, ci scrive Mauro, e torna su un tema di cui parlavamo anche prima, no? Sì. Vari lavori pubblici. Sì, ad esempio sulla questione della Galleria è utile ricordare, perché appunto ci siamo molto concentrati sulla realizzazione dell'appalto, però effettivamente ricordiamoci che il progetto che era stato fatto preliminare fatto dal Comune aveva subito nei fatti la pressione politica da parte del sindaco di Piazza, che era convinto di questa soluzione, la famosa soluzione del brucone, no, di costruire una sorta di calotta all'interno della galleria, così da poter fare i lavori con la galleria aperta al traffico. Soluzione che poi non si è mai realizzata perché probabilmente era infattibile fin dalla partenza, lo sapeva bene probabilmente la ditta che ha vinto i lavori e che poi ha fatto una miriade di eccezioni, portando più avvocati che operai praticamente sul campo a Trieste, e poi le cose sono andate come sono andate. Ecco, quindi effettivamente c'è un ruolo purtroppo anche da parte negativo da parte della politica quando vengono date delle indicazioni che poi sono nei fatti non realizzabili. Allora, una telefonata prima di concludere questa prima parte della nostra trasmissione. Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Buongiorno. Buongiorno A voi, sono Maria Giovanna. Giovanna, buongiorno. Buongiorno, allora mi ha colpito il fatto della ludopatia. Allora, una volta, 30 anni fa grosso modo, si giocava all'otto una volta per settimana. Con Berlusconi, per immagazzinare ovviamente soldi, perché tutto questo va nelle casse dello Stato, perché è ovvio, aveva messo il lotto ogni secondo giorno, quindi come si gioca anche adesso 3 volte alla settimana. Ma addirittura, visto che comunque questi introiti aumentavano,
aveva pensato addirittura di far giocare il lotto ogni giorno. Quindi questa era una spinta alla ludopatia, perché io all'epoca mi sono detta: ma quanti poi psicologi o medici dobbiamo chiaramente avere per togliere questo problema? Uno. E dopodiché sulla violenza, che mi sa che adesso siamo in uno stato di polizia, mi scusi, perché queste zone rosse non le ho capite, però è degrado. È un degrado che porta alla violenza, perché il degrado dei rioni, c'è anche adesso tutti i mozziconi di sigaretta che sono per terra, le persone che attraversano con il rosso, carte abbandonate per terra, tutto è violenza, perché crea degrado e dopodiché chiaramente crea un altro tipo di problema. Comunque ce ne sarebbero tante, ma adesso vedo che il tempo vostro è finito. Grazie Maria Giovanna della telefonata, grazie, buona giornata a lei. Allora, vuole commentare? No, sì, tornando sulla questione della ludopatia, effettivamente poi se la guardiamo da un punto di vista fiscale, mettiamola così, è come una sorta di tassa al contrario, perché è vero che proporzionalmente gioca di più chi ha meno, perché spera appunto di poter vincere, e quindi nei fatti lo Stato utilizza questa entrata come se fosse un'entrata fiscale, che però è assolutamente non progressiva, nel senso che non è che paga chi più ha, ma paga chi ha di meno. Quindi è un modello assolutamente sbagliato, va contrastato e insomma si può fare qualcosa anche a livello locale. Magari queste telefonate mi hanno ispirato, perché ci penseremo anche come adesso Trieste, magari proveremo a fare qualche proposta anche a livello di Consiglio Comunale. Benissimo, grazie allora a Riccardo Laterza. Prima di salutarlo volevo far vedere ancora la vignetta di Marco Englaro, ce l'ha mandata oggi Muli, oggi lezione di filosofia, una sera prima l'ovovia o la galinovia. Carina, insomma ci fa sorridere e non abbiamo parlato oggi di ovovia, ma ne parleremo ci sarà tempo, ci sarà tempo e altra occasione, quindi lo invito subito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Grazie. Grazie mille. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste, abbiamo ospite in studio Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia, consigliere comunale a San Dorligo della Valle. Grazie Laura, è un piacere ritornare in questo studio. Grazie di essere qui, di aver accettato il nostro invito. Allora Antonio Lippolis, diceva appunto consigliere comunale a San Dorligo della Valle, e ha presentato recentemente anche delle iniziative proprio in Consiglio per insomma tentare di cambiare qualche cosa. È una nuova esperienza per me, una nuova esperienza. La mia carriera politica, tra virgolette, fatta di tanta militanza, è vero, di circoscrizione, di comune, di Trieste chiaramente, del Consiglio regionale. Certo. Il partito mi ha chiesto se potevo mettermi a disposizione per le elezioni di San Dorligo, ho accettato volentieri, anche perché poi la militanza non deve essere soltanto un tornaconto in termini economici, ma anche una passione che va avanti tutta la vita. E quindi di conseguenza è un'esperienza nuova. Come in tutte le cose cerco di impegnarmi nel portare avanti quello che mi viene chiesto, e così sto scoprendo una nuova realtà, un comune tra virgolette molto ampio come territorio, non notevole tra virgolette dal punto di vista del numero dell'abitazione, però come territorio, come ampiezza di territorio molto ampio, e ho trovato una realtà completamente diversa da quella che avevo conosciuto prima. Certo. Però insomma mi sto appassionando anche lì, ho presentato un paio di mozioni, diciamo che sono partito con quella della SIOT, e sono partito dallo scoppio del deposito a Calenzano, se non sbaglio si chiamava, sì, esatto, dove ci sono stati 5 morti. E insomma ho verificato com'era la situazione, ho scoperto una cosa, per esempio, che per degli insediamenti importanti e pericolosi come possono essere quelli delle SIOT, deve esistere un piano di emergenza, di evacuazione, sia interno all'impresa, ma anche un piano di emergenza esterno. E questo piano di emergenza esterno viene in qualche maniera organizzato dal prefetto,
in collaborazione con alcuni enti come l'ente regionale o con altre forze come i Vigili del Fuoco per esempio. Certo. Questo risale al 2008 e quando cambia la situazione territoriale del paese negli anni successivi a questo piano d'emergenza, il sindaco, è compito del sindaco quello di avvisare il prefetto e dire guarda quel piano d'emergenza non vale più, dobbiamo farne uno nuovo. Ecco, l'ultimo piano d'emergenza risale al 2008, la situazione territoriale di San Dorigo della Valle del Comune è cambiato perché c'è una nuova ferrovia per esempio a Mattonaia o nuovi insediamenti, nuovi punti di ritrovo. E quindi ho chiesto, anzi lo discuteremo nella prossima seduta del Consiglio Comunale, di impegniamo il sindaco a avvisare il prefetto che la situazione è cambiata e che di conseguenza deve riconvocare questo tavolo e ricostruire questo piano di emergenza esterno per dare tranquillità alla popolazione, perché potrebbe succedere, chiaramente ce l'auguriamo, non ce l'auguriamo nella maniera più assoluta, però potrebbe succedere un incidente anche nel comune di San Dorligo e quindi la popolazione deve sapere come muoversi, cioè dove i punti di sfogo, insomma, e credo che sia una cosa dovuta da parte del sindaco del comune tutto. Questa è la prima. E questa è la prima iniziativa. La seconda riguarda invece qualcosa di più così gioioso. Sì, ma diciamo che sono venuto a conoscenza. Però manca a San Dorligo. Sì, no? sono venuto a conoscenza che a San Dorligo della Valle è uno dei pochi comuni in Italia, ma credo anche a livello europeo, non sarà uno dei pochi, probabilmente saranno centinaia, però nel senso pochi in confronto al numero dei comuni, quindi 100 su 8.000, facciamo un esempio, che hanno un mercato settimanale fisso dove si vendono praticamente prodotti agricoli, ma anche prodotti commerciali, di consumo, e non ha questo mercato settimanale, che è importante perché in comuni molto piccoli, è ancora più importante perché diventa un punto di ritrovo per la comunità territoriale, ma anche un punto di, come posso dire, esposizione per tutte quelle attività presenti sul territorio. Faccio un esempio: a San Dorligo ci sono tanti produttori di olio e di vino, è vero, che potrebbero in qualche maniera far conoscere questi prodotti non soltanto alla comunità locale, perché come parlavamo prima, cara Laura, c'è anche una sorta di turismo dei mercati, cioè ho scoperto, ma insomma è il segreto di Pulcinella, che ci sono un sacco di persone che vanno a visitare i mercati delle altre comunità quasi giornalmente. Faccio un esempio: a Muggia c'è il mercato del giovedì e io tutte le volte che sono andato al mercato di Muggia ho trovato tantissimi triestini che vanno a farsi il giro a Muggia, magari passano al mercato, magari poi alla fine si mangiano anche la pizza nel comune. Certo. Quindi secondo me è un'occasione sprecata quella di non avere un appuntamento settimanale per la comunità, che porterebbe benessere, porterebbe, come posso dire, socialità, insomma porta un sacco di cose positive. Tra l'altro San Dorligo ha dei luoghi secondo me adatti anche per lo svolgimento di questi mercati. Faccio un esempio: la piazza di Bagnoli, lo spazio davanti al teatro, sempre a Bagnoli, insomma voglio dire. E quindi questa mozione la porteremo in Consiglio Comunale. Io mi auguro che venga approvata, che insomma di dare il nostro contributo come Fratelli d'Italia anche a qualcosa di nuovo in questo comune. Che al momento manca, insomma, non c'è, sarebbe davvero una bella realizzazione. Lipolis, noi questa mattina stiamo parlando molto dei nuovi provvedimenti per la sicurezza, quindi anche le zone rosse, ne abbiamo parlato anche nei collegamenti con il nostro Gianluca Paladin da Piazza Goldoni, dove c'è stata l'ennesima lite, insomma, rissa tra ragazzi, tra giovani. Piazza Goldoni che ricade all'interno di una di queste 3 zone rosse, no? All'interno della città di Trieste, un provvedimento voluto dal prefetto sulla base insomma anche di quello che è un nuovo strumento consentito dal Ministero, proprio dal Ministero dell'Interno. Cosa pensa di questo nuovo strumento, della possibilità insomma che viene data anche alla polizia di intervenire in modo più immediato, no? Ci diceva il questore, rispetto al consueto DASPO, diciamo così. Ma diciamo che ogni provvedimento che va nella direzione di limitare
questi casi va nella direzione giusta. Che poi uno mi venga a dire che le zone rosse risolveranno il problema, probabilmente lo risolveranno forse in piccola parte. Però diciamo che da parte del centrodestra, in Italia, nel mondo, abbiamo visto quello che sta succedendo in America anche con Trump che ha vinto le elezioni, e faccio presente che ha vinto le elezioni con i voti di migranti regolari, che l'hanno votato per fare in modo che respinga i migranti non regolari, quindi è una cosa che, no? Quindi dal momento che uno sente la paura che qualcun altro possa minare la propria tranquillità, si rifugia dove può. Poi è chiaro che anche Trump avrà delle difficoltà adesso nei respingimenti, perché lui ha promesso milioni di respingimenti, però anche in America ci sono delle regole da rispettare per quanto riguarda il fatto di mandare via delle persone, e quindi di conseguenza molto probabilmente anche lui incontrerà. Però la volontà del centrodestra in Italia e nel mondo è quella di limitare il problema, di cercare di trovare delle soluzioni, che poi si possono fare con le zone rosse, si possono fare con i centri di rimpatrio in Albania, ma c'è la volontà di limitare il problema. La sinistra invece cosa dice? Fateli entrare, e poi alla fine ti dice ma tu non sei in grado di mantenere la sicurezza. È come se un ragazzino invita a casa per una festa 300 persone e poi dice ma camminano sul tappeto persiano e mia mamma mi ha detto di tenerlo pulito. È chiaro che quando fai entrare determinate persone poi è molto difficile controllarle. Questo è il motivo della... Quindi ben vengano le zone rosse. Io non lo so se risolveranno il problema, però una cosa è certa, la differenza tra centrodestra e centrosinistra è questa, che c'è tutta la volontà di portare tranquillità tra la popolazione, di limitare, di non condannare, come fa la sinistra in maniera molto ipocrita, tutto quello che fa la destra, indipendentemente essa quello che fa. Chiarissimo. Allora, l'insediamento di Trump, ci scrive il signor Manuel, potrebbe lasciare sperare dell'inizio di un periodo di pace e prosperità. Le premesse sono tiepidamente positive, soprattutto per quanto riguarda il conflitto in Ucraina. Tuttavia, affinché ciò si realizzi, è necessario che gli Stati Uniti accettino di convivere in un mondo governato da logiche multipolari, abbandonando l'approccio unilaterale che li vede spesso assumere il ruolo di poliziotti del mondo. Solo così sarà possibile favorire un equilibrio più stabile e giusto a livello globale. Insomma, è più comunque abbastanza ottimista, no? Il signor Manuel. Stanno venendo fuori tutti i problemi della globalizzazione, cioè ma chi non vuole un collegamento nel mondo, soprattutto negli affari tra Cina, America, Italia e Europa? Il problema è che questo collegamento ci deve essere con delle regole che valgono in maniera uguale per tutti. Cioè se in Cina ci sono delle regole sul lavoro completamente diverse da quelle che ci sono in Europa e in America, è chiaro che l'Europa e l'America sono partite in questi anni molto svantaggiate, perché poi chiaramente se in Europa si fanno si danno delle indicazioni green, tra virgolette, per fare in modo che vengano rispettate determinate regole, e poi in Cina fanno i pannelli solari grazie al carbone, allora capite bene che il clima non si può combattere soltanto in Europa, perché il clima si combatte univocamente con tutti gli attori partecipi della cosa. Allora va bene la globalizzazione, ma con queste regole sicuramente non va bene. Io credo che Trump darà una svolta. Si è dimostrato nella storia dell'America, soprattutto degli ultimi 20-30 anni, che quando ha governato il Partito Repubblicano in America ci sono state meno guerre nel mondo. Quando invece sono stati al potere quelli del Partito Democratico, i presidenti democratici, le guerre sono in maniera statistica aumentate. Stranamente ieri si è insediato Trump e l'altro ieri si è firmato un accordo in Israele. Io credo che anche questa svolta arriverà nel 2025 in Ucraina. Probabilmente la discussione lì sarà un po' più complicata, però anche lì io credo che si riuscirà ad ottenere questo risultato. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, dopo dobbiamo andare velocemente in pubblicità. Chi è in linea con noi? Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere al signor Lipolis, prima di tutto dove abita lui? Abita là in paese? Non credo, non l'avevo mai visto.
Però anche il fatto della sicurezza della SIR, certo, la sicurezza della SIR ci vorrebbe, perché quella volta quando è successo l'attentato ce la siamo vista brutta tutti, poi nessuno è stato risarcito. Ma mi chiedo, come mai non si può fare niente per tutto quello letto, quella puzza, quell'aria irrespirabile che abbiamo là nelle giornate? Perché questi si pavoneggiano tanto di grandi numeri, grandi interessi, grandi cose, ma alla fine là, quando abbiamo la puzza tipo oggi, che c'è questo tempo, è respirabile, si parlava tanto di Ferriera, si parla tanto dell'ambiente, ma là, caro mio, noi siamo in una camera a gas, cioè voglio dire. Chiarissimo signora, grazie. Quindi il problema degli odori, dei miasmi che così investono tutto un po' l'abitato di San Dorligo. Allora ne parliamo subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria, dopo ci collegheremo anche con Gianluca Paladin. Non so se invece devo mandare l'intervista adesso, perché fatemi sapere, perché il nostro Gianluca Paladin ha intervistato il sindaco Roberto Di Piazza sulle zone rosse, e il sindaco Di Piazza ha dato anche così dei dati sui risultati, perché è stata firmata un'ordinanza di chiusura dei locali a mezzanotte appunto nella zona rossa, una possibilità che aveva il sindaco. Allora sentiamolo subito. Sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che ringrazio per essersi fermato visti gli appuntamenti che ha. Sindaco, le 3 zone rosse sono state istituite e quindi maggiori controlli in città, ma ci sono ulteriori novità sui dispositivi di sicurezza, giusto? Sì, ho firmato fino a mezzanotte invece che fino alle 11:30 la chiusura dei locali. Naturalmente non si può girare con le bottiglie di vetro, hai visto cosa succede, eccetera. Insomma, dobbiamo dare più potere alle forze dell'ordine, questa è la cosa più importante. In altri paesi, io sono stato in Svizzera, in altre parti, le forze dell'ordine, non è pensabile che i carabinieri fermano uno che scappa, poi muore e imputiamo ai carabinieri questo, ma stiamo scherzando. Si chiamano forze dell'ordine perché devono portare l'ordine, e dopo sti immigrati vanno naturalmente messi in riga perché non hanno la nostra educazione, capisci? Non hanno la nostra educazione, non rispettano le donne, anche questo l'ho detto, insomma, i nostri egiziani, questi musulmani, avrei qualcosa da dire. E quindi sindaco adesso anche ordinanza antivetro firmata da lei e ovviamente i locali che oltre la mezzanotte nelle 3 zone rosse non possono servire alcolici. Esatto, no, devono chiudere proprio. Devono proprio chiudere, perché d'altra parte vedevi, specialmente Piazza Garibaldi, tutte quelle zone là, accoltellamenti. Io non ho mai girato col coltello, tu neanche quello che ci registra non ha mai girato col coltello. Dobbiamo ritornare a essere seri. Grazie sindaco e buon lavoro. Altrettanto a voi. Allora, queste le parole del sindaco, poi vi riproporremo naturalmente anche l'intervista che ha realizzato il nostro Gianluca Paladin. Ora dobbiamo proprio fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora siamo sempre in compagnia di Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia. Prima c'è stata la telefonata della signora che parlava degli odori, no? Della SIOT a San Dorligo, un problema annoso. Questo, è un problema che va avanti da tantissimo tempo. Allora premetto che non sono di San Dorligo, sono un visitor. Si chiedeva se abita in paese. Però insomma voglio dire, l'importante è informarsi sulle problematiche del territorio e dare il proprio contributo, quindi non mi sento assolutamente a disagio sotto questo punto di vista. È stata messa una centralina poco tempo fa, l'assessore Scocimaro con i suoi uffici hanno richiesto all'ARPA la possibilità di mettere una centralina per verificare se i dati presenti nell'area per quanto riguarda il comune di San Dorligo sono nella norma. Qual è il problema? Parlando appunto anche con i dirigenti dell'ARPA, che molto spesso gli odori non hanno una concretezza, come posso dire, evidente nei risultati delle analisi. Cioè non è detto che perché una cosa abbia un odore molto forte, poi alla fine venga rilevata da dei dati che possano mettere in difficoltà chi li produce.
È chiaro che qualora dovessero venire trovate delle sostanze riconducibili alla produzione della SIOT che sforino questi livelli, però purtroppo ci vuole un anno di campionatura per riverificare questa cosa, chiaramente la SIOT verrà messa in, tra virgolette, in mora per fare in modo che questi dati rientrino. Capito. Però la difficoltà sta proprio quella di trasformare praticamente gli odori in dei dati palpabili e scrivibili per fare in modo che alla fine si abbia un qualcosa scritto sulla carta per mettere tra virgolette in difficoltà chi questi odori produce. E per spingere insomma a intervenire a fare qualcosa per questo grosso problema. Chiarissimo, allora c'è una telefonata, poi commentiamo anche quello che ha detto il sindaco di Piazza, il sindaco di Trieste, perché ha detto varie cose oltre ad annunciare questo provvedimento aggiuntivo alle zone rosse. Allora, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno dottoressa Bucarella, lei è suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Buongiorno, innanzitutto solidarietà alle forze dell'ordine. Secondo, non occorre che gli odori siano scritti e certificati sulla carta, basta chiedere alla popolazione locale. Se non ci sono sempre, vuol dire che in certe situazioni, in certe occasioni, i miasmi si sentono, quindi bisogna verificare perché in quelle occasioni si sentono, ma vengono dalla SIOT, non viene dalla popolazione. Certo. Io tante volte passo di là con la macchina e l'aria è irrespirabile veramente. Sente. Chi abita là è una cosa, non occorre che sia scritto sulla carta. Un'altra cosa, il presidente Mattarella in continuazione ripete la parola rispetto. E noi vediamo qua nel territorio libero di Trieste che la parola rispetto non esiste, non esiste. È veramente sempre più di attualità l'articolo di Francesco Iori di aprile dell'altro anno sulla questione morale e etica. Non mani sporche, lerce fino al gomito. Sarebbe i politici non sono onesti e lo vediamo qua nel territorio libero, è inutile girarci attorno. Quando io parlo di legge e di Costituzione, qualsiasi persona può andare a verificare se quello che io dico è giusto o sbagliato. Tirate fuori anche dal Trattato di Pace, che è legge della Repubblica Italiana, all'articolo 21. Il territorio libero, noi non dobbiamo chiedere l'indipendenza, siamo già indipendenti per legge, siamo già indipendenti per trattati internazionali. Questi qua, prima o poi, viene fuori la verità non si può bloccare a lungo. Allora, adesso le risponde il nostro ospite, grazie Fulvio. Sul territorio libero abbiamo un cavallo di battaglia del signor Fulvio, insomma ognuno ha le sue idee e se le porta avanti. Certo. Per quanto riguarda il fatto che non serve la carta per mettere in difficoltà la SIOT e mettere tra virgolette per far cambiare alcune cose alla SIOT, se fossimo in uno stato totalitario, molto probabilmente andremo dal SIOT e potremmo dire guarda qua ci sono odori, chiudi. Purtroppo ci sono delle leggi, delle regole da rispettare, bisogna in qualche maniera verificare che i dati siano dannosi alla salute, si parte da lì. È chiaro che gli odori si sentono, è chiaro che arrivino dalle SIOT, però in uno Stato di diritto come lo Stato italiano, insomma, bisogna verificare che ci siano delle situazioni pericolose per la popolazione. Finché non si riescono a verificare queste cose non si può fare assolutamente niente. Anch'io sono d'accordo che gli odori sono fastidiosi, gli odori molto probabilmente mettono in una situazione anche psicologica di disagio e di un vivere cattivo, questo è sicuro, però purtroppo ci sono delle regole da rispettare e le leggi vanno rispettate. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Marco. Volevo solo una piccolissima cosa Prego, Marco. Dire al sindaco. Più di 2 anni che all'incrocio tra via Combi e via Colautti, il camion che riparava il tetto della scuola di Amicis ha sfondato un grosso tombino di 1 metro per 1 metro di ferro.
È più di 2 anni, però cioè, è un danno fatto è coperto da un'assicurazione, immagino. Il tombino, qualsiasi carpenteria metallica in 2 giorni lo rifà nuovo, però più di 2 anni siamo con le transenne. Se il sindaco può darci un'occhiata e nel contempo gli faccio anche tanti auguri per un eventuale terzo mandato. Grazie Marco, buona giornata. Insomma, una segnalazione puntuale all'incrocio, appunto, abbiamo capito bene, tra Combi e Colautti. Vabbè, lo giriamo al sindaco. Ci sono delle situazioni che si protraggono nel tempo, perché molto probabilmente questi piccoli problemi vengono scavalcati da nuovi problemi e molto spesso diventano vecchi non perché sono difficili da in qualche maniera mettere a posto, ma perché se ne arrivano degli altri e quindi qualcuno va in cavalleria. Quindi rifacciamoglielo presente, esatto. Così magari riesce a intervenire. Allora, ci sono altre mail che arrivano da Matteo. Arriva un po' una critica, dice: avvisate l'Ipolis che la legge la Bossi-Fini, i decreti sono quelli di Salvini, Fedriga governa da anni, la Lega al governo dal 18, Di Piazza da 20 anni, a parte la parentesi Cosolini, quindi direi che qualche responsabilità la destra la ha, immagino sulla questione migranti di cui si parlava prima, no? Beh, intanto la Bossi-Fini è nata quando questo problema non era così. Cioè l'immigrazione è questa, tra virgolette, potente, chiamiamola, degli ultimi 10 anni. La Bossi-Fini risale a molto tempo prima e quindi questo problema non si poteva nemmeno immaginare. Ma è troppo facile, è sempre la solita storia della sinistra, no? Questo probabilmente deve essere un elettore di sinistra che dice: adesso siete al governo voi e dovete mettere a posto le cose. Siccome, come dicevo prima, siamo in un sistema di pesi e contrappesi, di democrazia, dove c'è il potere politico ma c'è anche il potere giudiziario, dove c'è una Costituzione e dove non si può fare quello che si vuole, ogni volta che si fa qualcosa bisogna sempre verificare le contromisure. Allora, se fosse per Trump, per la Meloni, per i partiti di destra, tra virgolette, che stanno vivendo questo problema in tutta Europa, il problema si risolverebbe in maniera molto facile, si prenderebbe molto probabilmente un aereo o tanti aerei, si prenderebbero i migranti più cattivi o quelli che in pratica non rispettano le leggi, si potrebbero caricare su e riportarli nei paesi. Però purtroppo questo non è possibile, perché ogni volta che si fa un espatrio di qualcuno, in qualche maniera bisogna rispettare un iter particolare che trova dei fermi. E quindi è facile quello che fa la sinistra: dobbiamo essere per l'accoglienza, dobbiamo essere per l'integrazione. A proposito dell'integrazione, non so se gli ascoltatori, ma molto probabilmente i telespettatori si saranno accorti che quelli che delinquono sono quelli che sono maggiormente integrati, quelli di seconda, terza generazione sono quelli che creano problemi, perché comunque hanno una cultura, tra virgolette, familiare, portata a un determinato modo di pensare, e dal momento che si sono integrati continuano a fare le stesse cose che magari molto probabilmente la loro cultura porta a fare nei propri paesi. Quindi la narrativa, alcune narrative del passato stanno cadendo, si stanno smontando. Io ricordo una decina d'anni fa si diceva: ci sarà una contrapposizione tra italiani e stranieri, state creando delle situazioni dove si creeranno delle bande di nostri giovani contro bande di giovani stranieri, perché si crea questa contrapposizione portata quasi al razzismo. I fatti stanno dimostrando tutt'altro, sono stranieri contro stranieri, cioè bande di, tra virgolette, pakistani contro bande di afghani, bande di nazionalità dell'est contro bande di altra nazionalità dell'est. Ecco, quindi alcune narrative del passato stanno cambiando. Quando noi dicevamo che a fronte di una popolazione del 10%, di meno del 10% di stranieri, nelle carceri italiane ci sono il 40-50%, cosa ci diceva la sinistra? Ci diceva: ma anche gli italiani delinquono. Questa era la cosa, anche gli italiani delinquono. Adesso non lo dicono più, la narrativa è cambiata anche per loro, perché ogni volta che noi apriamo il giornale, ogni volta che ascoltiamo qualche notizia,
vediamo che il 90% delle volte su queste notizie delinquenziali sono quasi sempre stranieri. È chiaro che ci sono anche gli italiani di mezzo, questo è normale che ci siano, insomma, una popolazione di 60 milioni di persone, è normale che ci siano anche gli italiani. Però i problemi maggiori arrivano dal fatto unico che le frontiere sono rimaste troppo aperte negli anni passati ed ora il problema è difficile da gestire. Tutto Chiaro, qui. questo è il punto di vista. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo per l'ultima parte della nostra trasmissione, a fra pochissimo. Rieccoci in diretta, ancora in compagnia di Antonio Lippolis, di Fratelli d'Italia, anche consigliere appunto a San Dorligo della Valle. Allora, c'è una telefonata in attesa, poi leggiamo anche alcune mail che riguardano proprio San Dorligo. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno a lei. Volevo portare alla conoscenza di quanto ha detto Trump ieri nel suo discorso di insediamento a riguardo del discorso dei vaccini. Infatti ha chiesto scusa ai militari che sono stati sospesi perché non volevano vaccinarsi e addirittura ordinato di restituire tutte le mensilità che sono state bloccate. Mentre invece qui da noi su questi discorsi c'è un silenzio assordante e addirittura si mettono in pratica delle regole per cui persone che dovevano essere operate vengono tenute sospese o addirittura con la volontà di depenarle dalla lista. Ma nessuno dice niente e tutto va avanti come se tutto fosse normale. Ma evidentemente c'è qualcosa che è successo, che c'è stato un grande imbroglio. Infatti Fauci, che è l'autore globale di questo discorso delle pandemie, è stato graziato da Biden perché non incappi nella vendetta di Trump. Grazie e buongiorno. Grazie, buona giornata a lei Gino. Allora ci introduce nuovamente insomma al discorso che ha fatto ieri di insediamento, no? Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti. Diciamo che sì, dei vaccini molto probabilmente ne parleremo tantissimo nei prossimi anni, perché è stata una pagina sicuramente molto oscura della nostra storia, l'obbligo vaccinale, il Green Pass, tutta una serie di cose. Molto probabilmente alcune delle verità relative ai vaccini ancora non si conoscono, vedremo con il tempo le risultanze scientifiche anche dall'uso spropositato di questi vaccini che si è fatto. Ora c'è la posizione di quelli che erano favorevoli ai vaccini, che l'hanno fatto, che sono tranquilli, e coloro che invece dicono che stanno subendo anche dei problemi fisici grazie a questi. Quindi molto probabilmente la storia dei vaccini non è ancora completamente chiusa, ne sapremo di più nei prossimi anni, e quindi questo scornamento, tra virgolette, passatemi il termine, tra pro vaccino e contro vaccino, che non porta assolutamente a niente, perché la parola di uno vale come la parola dell'altro, perché quando sento qualcuno che dice ho delle problematiche reumatiche grazie ai vaccini e c'è quello che sotto magari risponde mettendosi a ridere, ecco, io credo che certezze non ne ha né uno né l'altro, quindi su questa cosa per il momento è soltanto un'opinione che deve essere valida e rispettata sia in un modo sia in un senso che nell'altro. Ne sapremo qualcosa di più molto probabilmente nei prossimi anni, quando alcune risultanze scientifiche verranno veramente fuori E usciranno, insomma, e usciranno dei dati più certi. Ci vuole del tempo però se qualcuno si permette di dire faccio un esempio, morti improvvise derivano dal vaccino, diciamo che se lo dice con la stessa consistenza scientifica
di chi dice l'esatto contrario. Quindi non è che chi lo dice è un cretino e chi invece non lo dice è una persona intelligente. Sono delle persone che hanno delle libere opinioni che vanno rispettate sia in un senso che nell'altro. Allora, questo quello che riguarda proprio la questione vaccini. C'è Giorgio che la saluta, un caro amico, un caro saluto all'amico Contro il Tony, cambio di salute, auguri di buon anno, benissimo. Poi invece Enrico scrive in materia di molestia olfattiva ci sono norme precise e cita il decreto legislativo 152 del 2006, articolo 272 bis, insomma ci fa sapere. Sì, però è vero, però, è vero questo, però ci sono degli insediamenti strategici, tra virgolette, come è la SIOT, che viene considerato in un tipo di categoria dove può avere delle infrazioni, tra virgolette, soltanto se queste vengono provate che sono, tra virgolette, dolorose nei confronti della salute delle persone. Quindi su questo loro hanno una certa protezione, di conseguenza serve una centralina, tra virgolette, che possa verificare che questa situazione si verifichi. È stata messa nel giugno del 2024 questa centralina, i dati li avremo fra qualche mese, quindi verificheremo se queste sostanze olfattive avranno anche un peso dal punto di vista proprio sostanziale e soltanto in quel caso lì si potrà fare qualcosa per fare in modo che poi il problema deriva dall'acquisto di idrocarburi che arrivano da un determinato paese. Perché ci sono degli idrocarburi che arrivano da questi paesi che sono molto più pesanti dal punto di vista odorifero che non delle... E quindi anche in questo si dovrebbe in qualche maniera incidere, però anche lì subentrano molto probabilmente motivazioni economiche, loro compreranno questi idrocarburi da questi paesi perché molto probabilmente costano meno che acquistandoli da altri paesi e su questo credo che si possa far ben poco, insomma, voglio dire. Allora, buongiorno, ci scrive Giorgio Marchesic, che è pure appunto consigliere comunale a San Dorigo della Valle, come qui presente Antonio Lipolis, dice: buongiorno, vorrei gentilmente se chiedesse al tuo ospite chi ha presentato la mozione sulla sicurezza della SIOT, lui o il consigliere comunale Roberto Drosina. Non mi approprio delle mozioni degli altri, è qui la mozione presentata. Tra l'altro la discuteremo nel prossimo consiglio, che sarà, se non sbaglio, nei primi giorni di febbraio, e quindi verificherà che è stata presentata. Dopo non lo so se Drosina ha presentato un'altra mozione, può essere anche questo, forse non ne sono a conoscenza, comunque questa è mia. Patrizia ci scrive che le frontiere sono rimaste troppo aperte negli anni scorsi non è un punto di vista ma una vergognosa realtà. Ancora Renata, io credo che la palla al piede di qualsiasi governo sia la burocrazia, perché le sinistre, la destra e i centrali non si mettono in moto per almeno iniziare a toglierla, tutti insieme per poter, se si vincono le elezioni, lavorare, migliorare e creare. Questo dice Renata, è d'accordo? Sì, sono d'accordo, il problema è proprio la burocrazia, però come ho detto prima, la burocrazia è anche democrazia, nel senso che ci sono i pesi e i contrappesi della democrazia, e quando ci sono i pesi e i contrappesi della democrazia va a finire che ogni cosa deve essere verificata in tutte le sue parti, soprattutto sostanziali ma anche formali, e quindi di conseguenza ogni cosa che si cerca di fare, più il paese è tra virgolette libero e democratico e più lungo è il percorso per arrivare se ci fosse un uomo soltanto al comando che avrebbe tra virgolette carta bianca per fare le varie cose, molto probabilmente non ci sarebbe né burocrazia né niente. È chiaro. Allora, buongiorno, ci scrive Igor da San Dorigo Dolina, perché dice: ma possiamo chiamarla Dolina ogni tanto? È giusto per rispettare la lingua della maggior parte della sua popolazione. Non dico, ma sarebbe bello che anche gli italiani, gli italofoni, ivi residenti parlassero lo sloveno, ma almeno i nomi, chiede Igor. Insomma. Ma io credo che ognuno chiami San Dorigo come vuole, io lo chiamo San Dorigo della Valle, lui lo chiamerà Dolina. Credo che San Dorigo della Valle sia un comune italiano e di conseguenza la lingua principale debba essere comunque sempre l'italiano. È chiaro che essendoci una comunità della minoranza slovena molto ampia,
è evidente che si parli anche la lingua slovena. Allora, pensa, ci scrive Marco Englaro con la sua vignetta anche qui quotidiana, allora pensa, ieri stavo a Pocobengo, dovevo chiamare il medico legale e ormai sei l'unico che viene a visitarti a casa. Questo è un grosso problema. È un grosso problema, no? È un grosso problema. Primo perché ci fa pensare a un problema serio. E sarà un problema ancora maggiore se non vengono prese dei provvedimenti, perché da quello che mi risulta diciamo questa particolare, adesso non mi viene il termine, praticamente il medico di famiglia non lo vuole fare più nessuno, e quindi è una facoltà che in qualche maniera, una specialità che non viene scelta nella facoltà di nessuno, medicina, la specializzazione di medicina generale viene in qualche maniera scansata da molti, non perché non sia una cosa che porti, tra virgolette, soddisfazioni ai medici, ma perché molto probabilmente c'è stata una conservazione dell'esistente da parte della categoria dei medici passata, che in qualche maniera distoglie i giovani ad entrare in questo tipo di professione. Oggi come oggi, se uno vuole fare il medico di medicina generale, è chiaro che il suo posto lo trova, però nei comuni dove magari non ci vuole andare nessuno, nelle zone del territorio dove nessuno ci vuole andare, e questo, insomma, diciamo, è il solito cane che si morde la coda, no? C'è stata una certa protezione della propria attività da parte dei medici di medicina generale, dei medici di famiglia sull'esistente, ed ora, insomma, in qualche maniera è la popolazione che sta pagando questa cosa. È chiaro. Allora, tornando invece, c'è una telefonata, poi torniamo sulle parole del sindaco di Piazza. Allora, pronto, buongiorno. Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Bucarella, buongiorno al consigliere. Io sono Gabriella, no? Buongiorno, Gabriella. Chiamo per dire che io sono a favore di questa burocrazia che abbiamo, perché è una burocrazia che fa rispettare le leggi, no? Tante volte si vogliono fare le cose in fretta, non tenendo conto delle leggi che ci sono. Le leggi vanno rispettate, le tempistiche vanno rispettate, le delibere vanno rispettate, tutte le variazioni, non so, comunale, edilizia, va tutto rispettato, e quindi c'è una burocrazia per rispettare la legge più che mai, perché non siamo la bottega che è un imprenditore che può fare quello che vuole. Qua c'è un comune, c'è una regione che deve rispettare le regole, e una delle cose, per fortuna, che abbiamo un po' di burocrazia, che abbiamo il TAR adesso che ha fermato un po' e chiede alla regione e al comune un po' di chiarezza in questo dell'Ogovia, perché ovviamente le cose non sono chiare, non è chiaro perché devono distruggere il Bovedo, il bosco Bovedo, un Natura 2000, e non è chiaro anche il tema dei numeri, i numeri della cavinovia sono molto gonfiate, i ticket che il comune pensa di vendere al giorno sono gonfiati, c'è un responsabile che il numero li ha fatto male, quel responsabile si deve trovare e dire quel numero è stato ben corretto, lo verifichiamo, perché non può essere che che abbia più persone che Barcellona, che Londra, è impossibile, e quindi se ci sono queste cose non si può lasciare così, c'è una burocrazia per controllare. Bene, buongiorno, grazie. Grazie Gabriella, buona giornata. Insomma, anche il lato positivo della burocrazia, dice Gabriella, no? Che ci vuole il rispetto delle leggi, no? Sì. È chiaro. Il controllo. Sì, serve il controllo, a volte questa burocrazia porta dei risultati favorevoli, altre volte però penalizza in realtà la velocità, penalizza un sacco di cose, perché poi chiaramente se per aspettare un risultato dobbiamo aspettare un paio d'anni perché c'è il ricorso, perché c'è il TAR che si deve pronunciare, perché è chiaro che le cose non si vedono in maniera molto veloce, e siccome, faccio un esempio, la legislatura o la consigliatura durano mediamente 5 anni, molto spesso uno fa delle cose che magari ne trae beneficio quello che arriva dopo.
E quindi insomma voglio dire, bisogna trovare il giusto equilibrio tra rispettare le leggi, tra controllare chi queste cose le mette in pratica, ma anche nel portare avanti per avere dei risultati abbastanza velocemente. Allora, c'è un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Rosanna. Volevo solo dire che io abito a Dolina, o San Dorligo come si suol dire, ma io sono molto felice di abitare qui e quella storia della SIOT rovina in una determinata maniera l'immagine che le persone hanno di San Dorligo. Io trovo giusto almeno poter dire davanti a tutti che non dappertutto si sente quell'odore della SIOT, cioè Dolina è grande, San Dorligo è grande, e le giuro che qui da noi si sente forse una o due volte all'anno. In particolari casi. Io non capisco chiaro. Perché bisogna dire che tutta San Dorligo è invasa dalla SIOT. Purtroppo San Dorligo appare come un luogo dove non abitare. Io ci sto benissimo e mi dispiace. Va bene. Grazie mille. Grazie Rosanna per la precisazione, insomma non dappertutto questo problema non è molto dappertutto, sentito, dipende dalla situazione, dalle situazioni atmosferiche, dal tempo, dipende da un sacco di cose, ma anche perché a San Dorligo ci sono 30 depositi se non sbaglio, ma in funzione ce ne sono molto pochi. E dipende quali di questi depositi sono in funzione che interessano magari una zona piuttosto che un'altra. Io sinceramente, non abitando a San Dorligo della Valle, ogni volta che ci vado non sento mai grandissimi odori, però mi dicono che in effetti ci sono dei periodi durante l'anno che questi odori sono molto più forti. Sono molto forti, molto presenti, insomma, quindi però la signora Rosanna dice io sono contenta È peccato parlare male, tra virgolette, parlare di San Dorligo della Valle soltanto quando si parla di SIOT, perché c'ha dei posti meravigliosi. È vero, poi, il territorio è molto ampio, no? Lo diceva prima. Ogni volta che vado a San Dorligo della Valle, soprattutto nel periodo primaverile estivo, vedo questi deltaplani meravigliosi, coloratissimi, che girano insomma intorno, ci sono dei posti bellissimi e tra l'altro, come dicevo prima, è un territorio molto ampio, quindi fatto di tantissime cose, quindi non c'è soltanto la zona industriale, quindi c'è la parte più montana, tra virgolette, c'è una parte anche molto commerciale, perché la parte verso Dommio è la parte forse più commerciale del comune di San Dorligo della Valle, tra l'altro è un comune molto ampio che si estende fino a Aquilinea, addirittura molti non sanno per esempio che una parte del comune di Aquilinea appartiene a San Dorligo della Valle, il confine con il centro commerciale di Montedoro appartiene al comune di San Dorligo della Valle, certo, quindi è un comune molto ampio, con una popolazione limitata, perché se non sbaglio ha circa 6.000 abitanti, però con delle caratteristiche molto varie, quindi non è vero che San Dorligo della Valle è soltanto la SIOT. Chiarissimo. Allora, volevo concludere tornando alle parole del sindaco di Piazza e anche all'iniziativa di Fratelli d'Italia del fine settimana con questa raccolta di firme a favore delle forze dell'ordine, a sostegno proprio abbiamo fatto questo. Io tra l'altro non è stata data una grandissima pubblicità a questa cosa, cioè nel senso che avevamo il gazebo in Largo Bonifacio, ma non c'erano dei grandi cartelli con scritto firmate per la solidarietà alle forze dell'ordine. Però c'era tanta gente. Tantissima gente, cioè tanta gente che si avvicinava al gazebo e non diceva voglio firmare per la solidarietà alle forze dell'ordine, chiedeva cosa c'è da firmare, e questo ha un doppio valore. Il primo perché vuol dire che Giorgia Meloni sta facendo un lavoro, tra virgolette, incredibile in un momento di antipolitica come quello che stiamo vivendo degli ultimi anni, dove la gente si allontana dalla politica, certo. Vedere tanti cittadini che si avvicinano e dicono cosa c'è da firmare è una cosa che ci fa tanto piacere. E poi, al momento che noi informiamo le persone dicendo guarda che c'è da firmare su questo argomento,
vediamo che la gente è entusiasta di firmare per quell'argomento. È chiaro che le polizie debbono avere in qualche maniera più forza, no? Cioè voglio dire, non può essere, ho sentito il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte dire i poliziotti devono rispettare la legge. Ma io ho sempre saputo che i poliziotti devono far rispettare la legge, quindi di base noi stiamo guardando veramente al dito che punta alla luna e non alla luna, cioè mi pare veramente incredibile un poliziotto quando si trova queste manifestazioni con dei ragazzi che lanciano di tutto, devono aver paura di difendersi per aver problemi successivamente alla manifestazione per eccesso di legittima difesa, cioè questi ti lanciano contro estintori, ti lanciano contro tutto quello che trovano e uno deve aver paura come usa lo scudo o come usa in qualche maniera un manganello indifferente per difendersi da questi. Cioè, siamo arrivati veramente all'assurdo, quindi solidarietà alle forze dell'ordine. È chiaro che ci può essere tra centinaia di migliaia di poliziotti e di carabinieri la mela marcia, però se noi dobbiamo partire dalla mela marcia per fare le leggi in Italia è finita, cioè non potremo raggiungere mai nessun tipo di risultato. Allora, vediamo se riusciamo rapidissimamente a sentire l'ultima telefonata, ma davvero pochi secondi. Pronto, buongiorno? Pronto, buongiorno, Eccoci. chiamo da Dolina. Sì, prego. Io ho i miei nipoti che vanno nella scuola italiana, la Pacifico, e volevo chiedere al signor Lippolis come mai non c'è una sezione di scuola media a San Dorligo, a Dolina, c'è solo quella slovena. E i nostri bambini devono andare a Trieste alla scuola media. Capito. Dato che la scuola è molto grande. Abbiamo capito il problema. Grazie, mi scusi, ma purtroppo siamo davvero in chiusura. Allora vedo che si è appuntato stiamo verificando tutte le varie situazioni per quanto riguarda la rappresentanza, tra virgolette, italiana nei vari plessi scolastici per capire cosa c'è e cosa manca. E vedremo in qualche maniera di portare avanti delle iniziative per far sì che anche la rappresentanza italiana abbia come tra l'altro la minoranza slovena sul comune di Trieste ha le proprie sezioni, ha le proprie cose, cercheremo di fare in modo che questa cosa sia univoca, insomma, in tutto il territorio della provincia di Trieste. Grazie Antonio Lippolis per essere stato con noi, torni presto a trovarci. Grazie tante, grazie ancora, grazie Laura. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata.